consiglieri, se volete accreditarvi. Se prima dico, allora buon pomeriggio ai consiglieri, alla giunta, al sindaco, ai funzionari che sono in aula, al pubblico che ci segue in sala e da chi ci segue da casa. Prima di iniziare questa seduta del Consiglio Comunale corre l'obbligo di ricordare che in quest'aula che recentemente sono mancati 2 cittadini che non possono essere dimenticati per i ruoli che hanno svolto nella comunità cittadina. Renato Papa è stato storico dirigente comunale che ha ricoperto per circa 30 anni ruoli di responsabilità nell'area servizi sociali e culturali e che si è spento il 25 marzo all'età di 72 anni. Sergio De Vescovi, stimato imprenditore, conosciuto per il suo impegno politico e sociale e per aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di quartiere del centro. De Vescovi è mancato negli ultimi giorni del mese di marzo all'età di 78 anni. Alle rispettive famiglie rinnoviamo le condoglianze di questa assemblea, condoglianze che il sindaco ed io abbiamo fatto recapitare anche a nome dei consiglieri e degli assessori tutti. Grazie per l'attenzione, ora iniziamo con l'appello. Bagliana Mirella, Bassetto Paolo, Bevilacqua Silvia, Bortolotto Giulia, Braido Fabio, Caldarta Antonella, Braido Giovanni, scusi. Caldarta Antonella, Carnelos Graziano, Cutipani Irene, Assente, giustificata. Dareggian Antonio, De Bastiani Alessandro, Presente. Denardi Marta, Errante Lorenzo, Posocco Gianluca, Toffoli Thomas, Tonon Roberto, Uliana Antonella, assente giustificata. Grazie. C'è una comunicazione dell'assessore Ceccarini, prego. Prenotti. Ok. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, condivido anche in questa sede un'importante iniziativa che è partita circa un mese fa e che è l'apertura dello spazio Incontri e Studio, un nuovo spazio dedicato ai giovani della nostra città che amplia i servizi del progetto Giovani e si trova qui, proprio in centro città, sopra il palazzo che ospita appunto le poste,
È aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 13:30 alle 17:30, vuole proprio essere un luogo dei giovani, degli studenti, siamo vicini alle stazioni, agli istituti scolastici, al centro città e quindi si presta proprio ad essere uno spazio per loro. Dal minimo che può essere quello di appoggiarsi mentre si aspetta la corriera di ritorno a casa, piuttosto che l'attività sportiva, ad essere anche un luogo dove studiare, fermarsi a fare delle ricerche insieme ai compagni, oppure anche a luogo di aggregazione. C'è sempre la presenza di un tutor educatore che li affianca e quindi è uno spazio anche sicuro. E approfitto anche di informare la cittadinanza che proprio ieri è stato inaugurato il centro sollievo a Vittorio Veneto, ha riaperto grazie all'ULSS, è un servizio dell'ULSS, e alla disponibilità di 2 associazioni di Vittorio Veneto, Media Età ed Hauser. Quindi il centro sollievo nasce per le persone con decadimento cognitivo ed è proprio, come dice il suo nome, un'occasione per affiancarsi, accompagnare anche i familiari in questa gestione non sempre facile. E quindi si trova al Patronato Borsoi di Serravalle e per ora è aperto il giovedì mattina. Quindi per eventuali informazioni abbiamo dato pubblicità sui nostri canali, c'è il comunicato stampa, comunque è l'associazione Media Età che lo gestisce. Grazie. Grazie. Nomino gli scrutatori: Posocco, Braido Fabio, Denardi Marta. Grazie. Allora, punto 2, interrogazione a risposta orale del consigliere Gian Antonio Darè ad oggetto richiesta di chiarimenti sul comparto Carnielli di Vittorio Veneto. Prego consigliere, si prenoti. Buon pomeriggio, grazie Presidente. Richiesta di chiarimenti del comparto Carnielli di Vittorio Veneto. Con la presente interrogazione desidero porre alla vostra attenzione una questione di rilevante importanza per la nostra comunità, il comparto Carnielli di Vittorio Veneto. In particolare vorrei sapere come mai un argomento di tale rilevanza sia passato solo una volta in Consiglio Comunale negli ultimi 2 anni, nonostante l'interesse dimostrato tanto dalla Sindaca Bagliana quanto dal Presidente De Bastiani. Ci appare inquietante constatare che ad oggi non siano visibili né soluzioni concrete né iniziative in programma all'orizzonte per affrontare questa problematica. Inoltre è importante sottolineare che la Commissione Carnielli non è mai stata convocata, ripeto quest'anno, e che solleva ulteriori preoccupazioni riguardo alla gestione e alla pianificazione di questa questione. È opportuno ricordare che quando la Sindaca Bagliani e il Presidente De Bastiani erano in opposizione, attaccavano frequentemente la maggioranza riguardo delle azioni che avrebbe voluto interpretare sul tema Carnielli. Ora che sono al governo mi aspetto che prendano seriamente in considerazione le problematiche da loro stessi rilevate. Sono certo che la vostra amministrazione condivida la necessità di garantire lo sviluppo e il benessere del nostro territorio. Per questo motivo attendo una vostra risposta in merito alle azioni da interpretare. Naturalmente nell'esposizione ho 5 minuti di tempo, quindi vado a leggere cosa è stato detto in questo Consiglio Comunale, in particolare il 27 settembre del 2019. Di Antoni Giulio: io volevo chiedere al Consiglio di valutare se sia effettivamente opportuno o necessario mantenere una commissione con il solo compito di controllare il procedimento di bonifica dell'area Carnielli. L'area, se ho ben capito, è stata venduta a un imprenditore che intende realizzare, tra l'altro, un'attività commerciale e che dovrà prima di tutto che questo punto del ruolo della Commissione istituita nel 2005 abbia perso almeno
una parte della funzione originaria, infatti, dovevano essere gli uffici comunali che controlleranno questo. La Commissione per problematiche ambientali, che svolga sì il suo ruolo di controllo sui lavori di risanamento delle aree degradate, quindi non solo dell'area Carnelli. Vado a leggere cosa nel Consiglio Comunale del 6 maggio del 2020, la Commissione De Bastiani Alessandro, le commissioni che noi approveremo vanno bene, però le commissioni bisogna anche riunirle, mi riferisco alla Commissione ex Carnielli, che da oltre un anno non si riunisce più. Chi sono stati i veri motivi del fatto che questa commissione non abbia lavorato? Abbiamo un sito fortemente inquinato che non viene più monitorato almeno da un anno, forse meno, anzi no, un anno. Queste sono le sue parole. Ripeto, nel Consiglio Comunale del 14 settembre del 2021, dall'allora consigliere Mirella Bagliana, ho visto che tra le commissioni, e mi ricordo di farne parte anch'io, la commissione consigliare Pilo e Area Capassina ex Carnielli, mi rivolgo anche al presidente della commissione, il consigliere Casagrande, chiedendogli se questa commissione è stata riunita solo una volta e quando sia stato insediato il Consiglio Comunale, che vorrei far presente che questa commissione era stata istituita per la questione ambientale, perché il sindaco diceva in commissione che vuole tenere separata la parte urbanistica da quella ambientale. Queste sono le stesse cose che sto chiedendo io oggi e naturalmente il sito, come ben sappiamo, è parte di un'area altamente e fortemente degradata, ma soprattutto inquinata, e quindi attendo di capire lumi, diciamo, su questo punto all'ordine del giorno, su questa questione che io ho posto. Grazie. Grazie consigliere. Eccoci, innanzitutto buonasera a tutti, ai consiglieri comunali, ai cittadini presenti in aula e a coloro che sono collegati tramite la tenda TV. Ringrazio il consigliere De Re per l'interrogazione e voglio rassicurarlo che la stessa attenzione che ponevamo quando eravamo minoranza in questo Consiglio Comunale la stiamo ponendo anche adesso. Nel merito delle sue domande, nella sua interrogazione, non era specificato relativamente alla convocazione della Commissione. Io vorrei ricordare che la Commissione è stata riunita il 12 giugno 2025, quindi non è che non sia mai stata riunita. Sì, quest'anno non l'abbiamo ancora convocata e la convocheremo a breve. Quindi tra l'altro nella commissione riunita a giugno dell'anno scorso in cui lei era presente avevamo appunto sottoposto all'attenzione della commissione una relazione sempre dell'ingegner Donadello che seguiva l'aspetto ambientale per quanto riguarda il cromo esavalente. Io, consigliere De Re, più tardi nell'interrogazione del consigliere Posocco farò dei riferimenti un po' più approfonditi rispetto all'iter che stiamo seguendo per quanto riguarda l'aspetto appunto della Carnielli e i rapporti intercorsi con la proprietà, con i proprietari, perché ricordiamo che l'ambito su cui insiste appunto l'ex Carnielli appartiene appunto a tre proprietà diverse con cui stiamo interagendo. Quindi se lei cortesemente ha la pazienza di aspettare, rispondo dopo a tutti e entro nel merito anche della questione, come preferisce. Ecco. Bene, allora prego. Telegrafico, no, le voglio dire che la commissione l'anno scorso è stata convocata su mia richiesta, quindi poi aspetto le sue sulla domanda fatta dal consigliere Posocco, magari poi risponderò se sono soddisfatto o meno. Bene, grazie. Passiamo al punto numero 3, interrogazione e risposta orale del consigliere Paolo Bassetto ad oggetto Sentiero 1043 Serravalle, Montebaldo. Prego, consigliere.
Prenotti. Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce dalla necessità di avere chiarimenti in merito alla nota vicenda del percorso 1043, Serravalle Montebaldo, lungo il quale è possibile trovare i ruderi della chiesetta di Sant'Antonio e la terrazza degli Artiglieri. Come è noto, la parte del percorso che collega il centro storico di Serravalle con i già citati ruderi della chiesa e la terrazza degli Artiglieri, a partire dal 2023 ha subito una deviazione. Oggi infatti questo tratto di percorso non costeggia più le vecchie mura ovest di Serravalle, nelle immediate vicinanze del Giardino Segreto, ma procede da un cancelletto a lato di Palazzo Torres, vicino al Museo del Cenedese. In sostanza oggi i ruderi della chiesetta di Sant'Antonio e la terrazza degli Artiglieri sono ancora raggiungibili, nessuno lo mette in dubbio, ma lo sono dovendo percorrere un tratto non particolarmente agevole e comunque diverso da quello tradizionalmente conosciuto e che anche il sito internet Turismo Vittorio Veneto ancora oggi descrive. Vista anche l'istanza inviata a noi consiglieri comunali da diversi cittadini e trasmessaci dal Presidente del Consiglio Comunale, credo sia giusto, se non anche doveroso, interessare della questione questo Consiglio Comunale. A dir la verità avevo inizialmente pensato ad un altro strumento diverso dall'interrogazione, quello della mozione, al fine di promuovere anche un dibattito tra i consiglieri comunali, poiché il contributo di ciascuno è importante. Tuttavia ho ritenuto di procedere preliminarmente con questa interrogazione per avere anzitutto alcuni chiarimenti e indicazioni da parte dell'amministrazione. A questo punto, Presidente, senza leggerla tutta, farei un breve riepilogo delle premesse dell'interrogazione e darei lettura testuale solo delle domande che ho posto il Sindaco. Riassumo quindi brevemente le premesse dell'interrogazione. Il 6 novembre 2023, mosso dalla comunicazione di un privato che segnalava che un tratto di muro costeggiante via Piai risultava pericolante e quindi potenzialmente pericoloso per le persone in transito, l'allora Sindaco Miatto adottava l'ordinanza numero 339, con cui ordinava di provvedere con decorrenza immediata alla chiusura al traffico, anche pedonale, del tratto di via Piai, che all'altezza dell'ingresso pedonale al Giardino Segreto si inoltra verso ovest in proprietà privata, giustificandola con la ritenuta necessità di dover agire immediatamente in via precauzionale per la tutela dell'incolumità pubblica, dato che il muro oggetto di segnalazione costeggia un tratto di via Piai utilizzato da privati e da coloro che percorrono un sentiero CAI ivi esistente. Ora, io non sono un esperto di sentieri, quindi non so se sia un sentiero CAI, se abbia una classificazione diversa, ho citato testualmente l'ordinanza. Con la stessa ordinanza, il Sindaco Miatto ordinava inoltre il deposito di una perizia al fine di certificare lo stato di pericolosità del muro, illustrando i lavori di somma urgenza necessari a far cessare lo stato di pericolo. La vicenda è stata oggetto anche di una recente raccolta firme. A questo punto le domande che con questa interrogazione pongo al Sindaco della città sono: quante sono le firme depositate presso Palazzo Municipale relative alla questione oggetto di questa interrogazione? 2. Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza del muro interessato dalla comunicazione che ha determinato l'adozione dell'ordinanza, è pervenuta al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori, se prevista, e in ogni caso è possibile affermare ad oggi la cessazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità cui fa riferimento l'ordinanza stessa? 3. Il percorso alternativo è considerato dal Comune di Vittorio Veneto come percorso temporaneo o definitivo? In particolare, se tale percorso alternativo dovesse per ipotesi essere divenuto definitivo, è possibile sapere sulla base di quali atti amministrativi? Qual è l'organo comunale che ha impegnato in tal senso il nostro Comune? In quale data ciò è avvenuto? A prescindere dalla risposta al punto precedente, è possibile confermare che l'attuale percorso alternativo non corrisponde comunque al percorso storico, in quanto questo era, per il Comune di Vittorio Veneto, quello costeggiante il Giardino Segreto e risalente a esse delle vecchie mura ovest di Serravalle? 5. Vi sarebbero ragioni ostative ad oggi alla riapertura del tradizionale percorso 1043, cioè intendendo quello che citavo prima, a esse delle vecchie mura, per intenderci? So che questa questione, Sindaco, ha preso avvio prima che lei si insediasse, ma come si dice spesso, le amministrazioni passano, gli atti amministrativi restano. E mi viene da dire che degli atti ne restano anche gli effetti.
e dunque oggi tocca a lei dare a me, ma prima ancora che a me, ai cittadini vittoriesi, delle risposte, ovviamente nei limiti di ciò che può. Grazie. Grazie consigliere Bassetto. Risponde il sindaco Bagliana, prego. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare il consigliere Bassetto per l'interrogazione presentata che ci consente di fornire alcune risposte sulla questione dello storico sentiero 1043 che sta a cuore, come abbiamo capito, a moltissimi cittadini. Prima di procedere alle risposte dei quesiti, consigliere Bassetto, mi permetta una premessa, nel senso che tale sentiero a memoria d'uomo, da circa quindi più di 90 anni e anche più, e c'è anche tra l'altro una testimonianza fotografica risalente al 1918, si sviluppava in prossimità delle due torri della cinta muraria della fortificazione di Serravalle per giungere, come ha detto lei, alla chiesetta di Sant'Antonio e da lì estendersi verso Tarso. Ricordiamo a tal proposito che il Comune ha acquistato nel 2007 la proprietà dell'area su cui insistono la chiesetta di Sant'Antonio Abate e la cinta muraria con la terza e la quarta torre, sulla quale ha realizzato la terrazza dell'artigliere attraverso appunto il tracciato del sentiero 1043, stesso percorso utilizzato anche per l'esecuzione dei lavori di restauro della torre da parte del Comune con fondi pubblici. Nel 2023 su tale percorso si è poi sovrapposto il tratto finale del cammino UNESCO delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene che si sviluppa da Vidor a Vittorio Veneto. Come amministrazione stiamo ancora approfondendo alcuni aspetti che hanno determinato la chiusura del suddetto sentiero con la realizzazione di una variante da parte della precedente amministrazione che almeno nelle originarie intenzioni doveva sostituire in via temporanea il percorso dichiarato pericoloso. Rispondendo ora in ordine ai suoi quesiti, consigliere, non ripeto le domande, ma vado ai punti. La domanda numero 1. Il numero di firme della petizione per la riapertura dell'originario sentiero pervenute al protocollo del Comune sono 1213. Un così alto numero di sottoscrizioni impone alla nostra amministrazione di verificare con molta accuratezza se la chiusura di questo sentiero sia legittima e se siano state valutate tutte le azioni per la riapertura del sentiero una volta conclusi i lavori di sistemazione del muro. 2. Lo stato di pericolo si presume superato in seguito agli interventi dichiarati con certificazione inizio lavori presentata in date 21 novembre 2023 in cui si dichiarava che i lavori eseguiti in proprio iniziavano il 27 novembre 23 e finivano il 15 dicembre 23, dichiarazione attestata dal tecnico incaricato della messa in sicurezza del muro dichiarato pericoloso. Il fatto, tra l'altro, che la strada sottostante il muro sul quale si è svolto l'intervento di messa in sicurezza sia percorsa da chi abita nelle case collegate da questa viabilità fa presupporre che lo stato di sicurezza della parte sommitale di via Piai, che coincide con il sentiero 1043, sia stato ripristinato. 3. Ad oggi, al di là della corrispondenza epistolare tra i privati proprietari, il sindaco Miatto e l'associazione Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, non ci sono riscontri amministrativi che certificano che il percorso alternativo sia da considerarsi definitivo. Da una presa visione della corrispondenza intercorsa tra i rappresentanti legali dei proprietari del sedime dove insiste il sentiero 1043 e la precedente amministrazione, si evince che molto probabilmente sono intercorsi degli accordi informali rispetto all'apertura dell'attuale variante. 4. Dalle fonti orali risalenti a memoria d'uomo, quindi indicativamente ad almeno 100 anni fa, e da fonti scritte riscontrabili in molte pubblicazioni storico-turistiche, il sentiero 1043 che costeggia il muro del Giardino Segreto e che risale a esse delle vecchie mura è sicuramente definibile come percorso storico, utilizzato da sempre da coloro che salivano alla chiesetta di Sant'Antonio, alle torri della città muraria e agli appezzamenti dei terreni interclusi.
Una pubblicazione che attesta la storicità del percorso è la guida alle escursioni a piedi nelle Prealpi trevigiane, a cura di Flavio De Min e Vladimiro Toniello, pubblicata nel 1998. C'è da considerare, a conferma di questa tesi, che il Comune di Vittorio Veneto da molti anni è più volte intervenuto per la manutenzione del sentiero direttamente o con un incarico alla gestione ad associazioni come Agesci, l'Associazione Artiglieri d'Italia e la Scuola di Maratona. 5. L'ultima domanda, quella un po' più importante. Preciso infine che il 5 novembre 2024 ho inviato alla proprietà una richiesta di riapertura al transito dalla via Piai, conformemente a quanto sempre avvenuto precedentemente alla sua temporanea chiusura. Mi riservo quindi, consigliere, di dare una risposta puntuale al suo quesito, questo ultimo, dopo aver condiviso anche con i proprietari dell'area che si sono dichiarati disponibili a interloquire con l'amministrazione le problematiche collegate all'accesso all'area di proprietà comunale e alla cinta muraria insistente nell'ambito. Grazie. Grazie. Un attimo, consigliere, che provo a fare una manovra. Prego, consigliere Prenotti, per la replica. Sindaco, grazie per le risposte, particolarmente articolate, per cui in questo momento non riesco ovviamente a addentrarmi, ho necessità di rivedere la registrazione e eventualmente il verbale. Confesso che solo di recente ho iniziato a interessarmi di questa questione che ho illustrato. Mi sono anche chiesto se fosse davvero importante approfondire ciò che concerne il percorso e se davvero non fosse eccessivo interessare questo Consiglio Comunale e questa amministrazione con tale questione, a fronte delle innumerevoli situazioni che interessano questa città. Ma ho ritenuto, ed altrimenti non avrei depositato questa interrogazione, che dietro questo sentiero non ci sia solo un percorso. Non si tratta semplicemente di un segmento che va da A a B. Dietro questo percorso, e direi dietro ogni percorso, ci sono ricordi di un passato più o meno vicino, c'è l'attaccamento civico a luoghi densi di significato, c'è una memoria da conservare, delle memorie di luoghi, di persone e della nostra città. E per questo trovavo e trovo necessario approfondire e comprendere. Come ho detto, le sue risposte sono molto articolate, quindi le dovrò rivedere. Ha risposto comunque a tutti i quesiti, riservandomi di rileggerli, ma sono comunque soddisfatto perché ha risposto a tutto e poi ve li guardo. Grazie mille del tempo che ha dedicato. Grazie consigliere, chiudiamo anche questo punto. Scusate un attimo che provo a chiudere una funzione. Non si chiude. Chiudo cosa? La riunione, dopo riesco a riaprirla. No, voglio chiudere. Sono ancora attivi i servizi di registrazione, cosa? Dice che è ancora attiva la registrazione, quindi no. Andiamo avanti. Punto numero 4. Interrogazione del consigliere Thomas Toffoli ad oggetto richiesta allargamento strada via Calde Prade. D'accordo, allora poiché a questa interrogazione risponderà l'assessore Dus, è così gentile attendere, quando arriverà faremo gli darò la parola. Allora passiamo al punto numero 5, interrogazione a risposta orale del consigliere Gianluca Posocco ad oggetto proposta dell'associazione Vittorio Vive relativa al recupero dell'area ex Carnielli. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come sapete, in data 27 marzo, tutti noi consiglieri, quasi tutti, è arrivata tutti meno uno, sì, una proposta che è stata da parte dell'Associazione Vittorio Vive che, come tutti sanno, come lista civica ha sostenuto l'attuale maggioranza alle scorse elezioni amministrative. Io l'ho definita una proposta abbastanza sorprendente, perché, la riprendo un attimo, l'ho allegata all'interrogazione, l'associazione dice che ha sviluppato una proposta grazie anche al lavoro di un professionista del settore e spiegando, premettendo che il mercato sta cambiando e la complessività tecnica legata alla normativa dell'inquinamento, della bonifica dell'inquinamento, che tra l'altro non credo sia cambiata negli ultimi anni, penso sia sempre da un punto di vista normativo uguale a quella che ha fatto prendere al Consiglio Comunale e all'amministrazione, credo nel 2015-2016, si fare alcune considerazioni e proporre determinate soluzioni, giusto? Praticamente in questa proposta l'associazione dice concettualmente che la proprietà limiterebbe l'intervento alla sola parte commerciale e non residenziale, quindi da un punto di vista normativo la bonifica non deve essere fatta come se ci fosse residenziale. Cederebbe gratuitamente alcune aree limitrofe al fiume Meschio e al comune, e in questa maniera il comune si accollerebbe le spese della bonifica. Vabbè. Allora, questa è la proposta e se non fosse fatta da un gruppo che sostiene l'attuale maggioranza, dico, è una proposta come altre che arrivano, però quello che voglio chiederle al sindaco è se concorda con questa proposta innanzitutto e se sì, se ritiene opportuno che magari davanti alla città, ai cittadini in questa sede del Consiglio Comunale, magari ne possiamo discutere. Grazie. Grazie consigliere. Sì, allora consigliere Posocco, innanzitutto grazie per l'interrogazione. Prima di darle la risposta che a breve le darò, vorrei innanzitutto informarvi rispetto appunto alle azioni che stiamo compiendo per quanto riguarda il comparto ex Carnielli, quindi vado un po' anche a rispondere all'interrogazione che ha fatto il consigliere Darè. Quindi vorrei informare tutti i consiglieri che l'amministrazione, supportata dai tecnici dell'ufficio dell'urbanistica, sta proseguendo un dialogo costante con i soggetti proprietari delle aree all'interno dell'ambito, in particolare con il gruppo Ali e con i professionisti da loro indicati per seguire la progettazione del recupero ex Carnielli. A breve saremo in grado di comunicare ai componenti della commissione ex Carnielli e successivamente a tutti l'iter di avvio del processo che ha come obiettivo la revisione dell'assetto urbanistico dell'area, che come più volte spiegato è propedeutico alla stesura del progetto di bonifica. Quindi prima l'aspetto edilizio urbanistico e su quello poi si basa il progetto di bonifica. Inoltre stiamo ridefinendo alcune situazioni legate alla viabilità interna al comparto e all'accesso all'area da via Dante, questioni che per ben 5 anni sono state di ostacolo all'avvio del processo risolutivo di recupero e valorizzazione di quest'area strategica per la città e di enorme rilevanza per il cosiddetto waterfront o fronte dell'acqua del Meschio. La nostra amministrazione ha ritenuto di non proseguire con l'iniziale impostazione che prevedeva un ponte carrabile, preferendo invece proporre un attraversamento ciclopedonale. Ovviamente questo ha comportato una revisione delle proposte viabilistiche che in ogni caso non erano state definite dalla precedente amministrazione per motivi a noi ignoti. Venendo consigliere ai quesiti da lei posti, le do una risposta diretta, onde evitare che ci siano possibilità di interpretazione. Innanzitutto tengo a sottolineare
che ho massimo rispetto per tutti coloro, singoli, associazioni e partiti, che formulano delle considerazioni sulle questioni amministrative nell'ottica di una partecipazione democratica. Nel merito sottolineo però che, punto A, o punto 1, l'amministrazione non è d'accordo rispetto alla proposta formulata dall'Associazione Vittorio Vive. 2, se ho capito bene la sua seconda domanda, le rispondo che, sentiti i consiglieri di maggioranza, non intendiamo inserire nell'ordine del giorno del Consiglio la discussione della proposta avanzata dall'Associazione Vittorio Vive. Grazie. Grazie. Consigliere, 3 minuti per la replica. Grazie Sindaco, sono parzialmente soddisfatto. È stata chiara nel cassare la proposta di Vittorio Vive, però il dubbio che mi ha messo è che ha parlato di revisione urbanistica, quindi magari qualcosa che c'è scritto potrebbe essere vero, e mi auguro di no, tipo rivedere il residenziale per ridurre l'entità della bonifica. Questa sarebbe una cosa che non concorderei, e in più vorrei sottolineare che oltre a quello che c'è nel terreno c'è quello che sta sopra il terreno, e l'Eternit è ancora lì. Grazie. Consigliere, consigliere D'Arè, prego. Sì, credo che la risposta da parte del Sindaco sia chiaramente non soddisfacente, perché non dà elementi nuovi, non per cattiveria, ma non dà elementi nuovi alle domande, alle proposte e alle richieste che io ho fatto. Certo che quell'area, attenzione, è un'area che a tutti cara, è a noi tutti cara, maggioranza o opposizione, che venga risolto quel problema, perché, ripeto, credo che la parte dell'inquinamento del cromo esavalente sia un qualcosa che riguarda maggioranza e minoranza e che va risolto al di là della soluzione urbanistica, ponte, viabilità e quant'altro. Non è che possiamo dire, siccome riduciamo l'intervento urbanistico, facciamo metà dell'intervento sul cromo esavalente. Credo che questo, lo dico perché non ho elementi, non mi ha dato elementi, quindi è una mia riflessione che faccio per conto mio, ma è giusto portarla a questo Consiglio Comunale. Le ripeto, non sono soddisfatto della sua risposta. Grazie, abbiamo terminato il punto numero 5 e anche le interrogazioni, se non quella che è rimasta in sospeso per il consigliere Toffoli, e quindi adesso passiamo al punto numero 6. No, arriva. Punto numero 6, approvazione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Penso che sia illustrato dal sindaco. Sì, io ho visto un po' la determina, poi dovremo chiamare i tecnici, il comandante Camerin e l'ingegner l'urbanista Cappiola. Li chiamiamo adesso? No, possiamo chiamarlo adesso. Certo. Speriamo che non sia problemi le cose. C'è questo pulsante qua che non si spegne, perché Marco mi ha detto non attivare la trascrizione, io l'ho visto dopo il biglietto, l'ho attivata, adesso non riesco a disattivarla, però la registrazione è a posto. Ma che non riesce a chiudere. Vabbè, speriamo A chiudere? Beh, mi vai a casa. Si stacca. No, non vorrei che avesse problemi sulla trascrizione.
Ecco, sì, beh. Allora io inizio a illustrare la delibera che andiamo ad approvare, innanzitutto dal titolo approvazione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale, e come la maggior parte di voi sa, il piano di protezione civile comunale è uno strumento operativo che consente al sindaco e a tutti i responsabili di gestire le emergenze, alluvioni, terremoti, incendi e altre emergenze sul territorio. Serve a pianificare procedure, organizzare le risorse, informare la popolazione e garantire i soccorsi rapidi e coordinati per proteggere persone, beni e ambienti. Io non mi dilungo tanto perché appunto voglio solo ringraziare il dottor Cazziola che ha redatto l'aggiornamento e che ha anche predisposto il piano intercomunale di protezione civile dell'Unione Montana, e quindi conosce ambedue i piani e forse è riuscito anche a lavorare in miglior modo e più veloce. Ringrazio il comandante Camerin, insomma, per l'apporto che dà continuamente alla protezione civile, essendo anche responsabile comunale di protezione civile. E mi fermo. La cosa che volevo sottolineare è che dal mio punto di vista il piano di protezione civile deve essere maggiormente conosciuto dalla popolazione, e questo spetta a noi trovare i modi, le modalità, le risorse per farlo conoscere. Quando siamo in cosiddetto tempo di pace, alle volte non pensiamo agli eventi che potrebbero succedere, però stiamo vedendo che non solo in Italia ma in giro per il resto d'Europa e del mondo sempre di più ci sono avvenimenti, insomma, legati anche ai cambiamenti climatici che ci impongono una massima attenzione, e che ogni cittadino è chiamato a interessarsi del piano di protezione civile comunale. Quindi io nel ringraziarvi cedo la parola al dottor Cazziola. Grazie. Bene, c'è la prenotazione. Eccoci. Buonasera a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, nel senso che devo ringraziare prima di tutto gli uffici che hanno dato veramente un contributo importante per la predisposizione di questo aggiornamento. Ho preparato una breve presentazione per dar conto del lavoro fatto, ovviamente in tempi contenuti, e ovviamente sono disponibile alla fine per ogni eventuale domanda che si renderà necessario, insomma, pormi. Allora, partiamo dal quadro normativo di riferimento con il quale è stato predisposto questo aggiornamento. Ricordiamo che la materia normativa è concorrente Stato-Regioni, quindi da un lato abbiamo il livello nazionale con il decreto 1/2018 rubricato come codice della protezione civile, e dall'altro gli indirizzi offerti dalla direttiva 2021 per indirizzi operativi per l'aggiornamento dei piani ai diversi livelli territoriali. Dall'altro, a livello regionale, la legge regionale 13/2022 che disciplina le attività di protezione civile recepisce ovviamente le indicazioni del codice, e le ultime linee guida regionali, che ormai sono un po' datate e probabilmente saranno anche in fase di revisione nel prossimo futuro, offerte dalla delibera di giunta regionale 3315 del 2010. Un accenno su cos'è ovviamente la protezione civile, in particolare sul Sistema Nazionale di Protezione Civile. Un sistema complesso di competenze e attività che vengono messe in campo da professionalità diverse, da enti pubblici e privati, dagli enti locali in primo luogo per prossimità agli eventi, ma anche dalle forze istituzionali ovviamente ai livelli sovraordinati, dalle istituzioni sanitarie e non da ultimo dal volontariato, che ovviamente
ricoprono un ruolo molto importante in questo sistema complesso. Secondo un principio molto importante, che è il principio di sussidiarietà, per cui laddove le capacità di risposta a livello locale non fossero sufficienti per gestire e superare un'emergenza, si ricorre ovviamente ai livelli di governo sovraordinati. Si ricordava prima delle fasi, si parlava prima di informazione alla popolazione, e qui in questa slide vengono elencate le principali attività di protezione civile, che sono le attività di previsione, cioè di studio, cioè quello che è stato fatto anche all'interno di questo aggiornamento, quindi di conoscenza sul territorio e sugli scenari di rischio che sono attesi su questo territorio. Le attività quindi di previsione, il piano rientra anche in questa fase, e anche in quella di prevenzione, cioè quelle attività che sono volte a ridurre il danno atteso dagli scenari che sono stati previsti come possibili sul territorio. La gestione poi vera e propria dell'emergenza e il superamento della stessa. Se diamo un'occhiata al diagramma a torta, si vede che le attività di previsione e di prevenzione sono attività molto importanti, perché una cosa importante da ricordare è che il sistema nazionale di protezione civile riguarda attività che è un servizio offerto ovviamente dalla pubblica amministrazione, che non ha soluzione di continuità, quindi deve essere al pari di qualsiasi altro servizio che viene erogato dalla pubblica amministrazione. Quindi non interessa soltanto le fasi apicali di un'emergenza, ma anche le attività, come in questo caso, di aggiornamento del piano per prepararsi poi alle fasi emergenziali che possono capitare su un determinato territorio. Qui vengono sostanzialmente indicate le 3 tipologie di eventi che vengono classificati dal Codice della Protezione Civile, che sono gli eventi di tipo A, gli eventi che possono essere gestiti in via ordinaria dai singoli enti, e poi gli eventi di tipo B, che anch'essi possono essere gestiti in via ordinaria, ma prevedono il coordinamento fra più enti anche per estensione dei fenomeni e degli eventi calamitosi, e gli eventi di tipo C viceversa, che prevedono poteri e mezzi straordinari per essere gestiti e affrontati, che riguardano ovviamente la sfera delle calamità naturali. Quindi se mettiamo da un lato i livelli di governo e dall'altro le tipologie di eventi che possono verificarsi, ci si concentra a livello locale per lo più nella parte bassa, cioè negli eventi di tipo A, che possono essere gestiti localmente attraverso l'attivazione del centro operativo comunale, di cui probabilmente avete già sentito parlare, che è un organo di coordinamento a livello locale per la gestione dell'emergenza. Il sindaco è autorità locale di protezione civile, per cui assume direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione e rappresenta ovviamente un punto di riferimento a livello locale nel sistema di protezione civile. La predisposizione del piano comunale, così come dei suoi aggiornamenti, non è un vezzo della città di Vittorio Veneto, ma è ovviamente un adempimento normativo. Ogni comune italiano è tenuto ad avere un piano comunale di protezione civile e soprattutto ad aggiornarlo per mantenerlo in operatività, essendo appunto un piano operativo. Quindi ne cura la sua predisposizione, ma anche la sua attuazione. A Vittorio Veneto la pianificazione di emergenza è partita a inizi anni 2000, ha subito vari aggiornamenti nel corso del tempo, quindi dal 2004 sino al 2017, e ora si appresta al suo aggiornamento, che recepisce ovviamente la normativa intervenuta a medio tempore e ovviamente fa i conti anche con un aggiornamento di quelli che sono gli scenari che sono capitati ovviamente nel corso del tempo, appunto intercorso fra l'ultimo aggiornamento e il giorno d'oggi, insomma. Quindi è uno strumento di previsione, di prevenzione, che ovviamente in primo luogo tutela la vita umana e quindi punta a garantire la sicurezza per i cittadini, si predispone attraverso un sistema di intervento coordinato ed è costituito da un insieme di procedure,
operative che vengono messe in campo, una serie di attività affidate a diversi soggetti che operano come attori, diciamo, nella pianificazione di emergenza. Come abbiamo detto prima, si parte ovviamente dalla conoscenza del territorio attraverso la lettura di tutta la pianificazione, la strumentazione urbanistica, territoriale, anche di livello sovraordinato, e tutta questa, diciamo, questa mole di informazioni viene sintetizzata e poi gestita all'interno del piano. Vengono indicate quali sono le strutture utilizzate per la gestione dell'emergenza e definito un sistema di comunicazione efficace anche con i livelli di governo sovraordinato. L'aggiornamento si costituisce di una versione cartacea, ovviamente a pronto uso in caso di emergenza, ma anche da una grossa mole di dati, quindi informatizzata, gestita attraverso i sistemi informativi territoriali. Questo perché le linee guida regionali prevedono l'informatizzazione e la standardizzazione dei piani anche nell'ottica dell'interscambio con i livelli sovraordinati, quindi in primo luogo con la regione che ne verifica i contenuti assieme alla provincia. L'aggiornamento interessa principalmente questi 10 punti, quindi un aggiornamento delle dimensioni demografiche del comune, delle variazioni demografiche del comune, un'individuazione degli edifici sensibili presenti sul territorio, un elenco, diciamo, non direttamente oggetto del piano, ma trattato da una funzione di supporto, dal responsabile di una funzione di supporto che è stata nominata con decreto del sindacale, ovviamente dal sindaco, che si occupa degli aspetti legati alla sanità. Una ovviamente definizione della sede operativa del centro operativo comunale, appunto la nomina dei referenti delle funzioni di supporto che sono responsabili, che per diverse competenze collaborano con il sindaco, che ricordiamo essere l'autorità comunale di protezione civile, nella gestione delle emergenze, ovviamente in base alle competenze che ognuno di essi può apportare nel centro operativo comunale. Una definizione degli scenari di rischio attesi sul territorio, una revisione delle strutture di accoglienza intese sia come aree di emergenza ma anche come strutture ricettive coperte utilizzabili appunto nelle emergenze stesse, una ridefinizione delle rubriche telefoniche, un aggiornamento dei mezzi materiali a disposizione e una revisione complessiva delle procedure rispetto a quelle del 2017. Quindi i contenuti ovviamente della relazione sono quelli appunto legati alla definizione del quadro conoscitivo territoriale e tutta una serie di allegati che hanno un carattere più operativo di gestione dell'emergenza vera e propria. Assieme a un set cartografico che ovviamente è stampato ovviamente a pronto uso, ma è anche gestito attraverso i sistemi informativi territoriali. Infatti, come vi dicevo prima, la delibera 3315-2010, cioè le linee guida regionali, prevedono appunto l'informatizzazione del piano secondo uno schema ben definito di matrici, temi e classi, insomma tecnicismi che sono legati alla produzione del piano. Il piano definisce quali sono gli scenari di rischio attesi sul territorio, intesi come gli effetti che determinati eventi possono determinare sul territorio, e si parte ovviamente da definizioni classiche del rischio legato ovviamente a 3 fattori fondamentali, cioè la pericolosità o probabilità dell'accadimento di un evento di una certa magnitudo, intensità in un determinato territorio in un certo periodo di tempo, la vulnerabilità come ovviamente danno arrecato a cittadini, nel caso ovviamente di un territorio abitato, ma anche diciamo, agli immobili e alle attività produttive che insistono su un territorio, e l'esposizione ovviamente intesa sia come vite umane sia come valore economico appunto delle attività presenti sul territorio. Questi scenari sono stati definiti sia a livello cartografico sia anche attraverso l'utilizzo delle matrici di rischio. Gli scenari di rischio attesi sono suddivisi in 2 principali categorie, cioè fra i rischi che sono prevedibili, per i quali ovviamente esistono dei
cosiddetti fattori precursori di evento, quindi scenari che si possono verificare con una certa evoluzione, e scenari invece che capitano improvvisamente. Ovviamente il piano li prende in considerazione a partire dal rischio idraulico per quanto riguarda la prima tipologia, alle frane, agli eventi meteorologici avversi, allo sgombero neve, alle valanghe nelle parti diciamo, più elevate del vostro territorio, gli incendi boschivi, ovviamente il territorio è costituito in larga, oltre il 62% è coperto da vegetazione boschiva, l'idropotabile e l'emergenza sanitaria. Viceversa, il principale rischio non prevedibile è sicuramente il rischio sismico, perché il territorio è abbastanza delicato sotto questo profilo, e ovviamente il piano lo prende in considerazione facendo propri quelli che sono ovviamente gli studi che sono stati intrapresi sul territorio con finalità urbanistiche e di sviluppo del territorio. Eventi meteorologici intensi in alcuni casi, cioè quelli che sfuggono diciamo, ai più sofisticati sistemi di previsione meteorologica, blackout elettrico, qualora ovviamente si verifichi a valle di un disservizio o di un effetto domino, il rischio radiologico nucleare recependo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile, gli incendi boschivi quando ovviamente sfuggono l'attività di previsione, e il trasporto sostanze pericolose che può interessare ovviamente le aste viarie a maggior intensità di traffico di veicoli pesanti. Quindi diciamo, gli ambiti di novità di questo aggiornamento rispetto alla precedente versione del 2017 riguardano, come abbiamo detto in premessa, il recepimento normativo intervenuto successivamente, una maggiore descrizione del quadro conoscitivo del territorio, un approfondimento di taluni scenari di rischio, come quello sismico, proprio in recepimento degli studi che sono stati svolti nel recente passato, e non ultimo anche un aggiornamento e un adeguamento rispetto alla pianificazione intercomunale di protezione civile. Quindi il piano comunale recepisce le indicazioni del piano intercomunale e le fa proprie. Si parlava appunto prima di prevenzione e di informazione alla popolazione, proprio in uno slogan sintetizzabile in sapere prima uguale agire meglio, nel senso che cittadini adeguatamente informati sugli scenari di rischio o sulle norme di autoprotezione che devono essere messe in campo in relazione all'accadimento di certi eventi, rende ovviamente la componente cittadinanza una componente ovviamente più resiliente sotto il profilo appunto degli eventi che possono capitare, ma anche una parte in qualche maniera più attiva nel sistema di protezione civile. Cosa fare e quindi quali sono le norme di autoprotezione, dove andare, quali sono le aree di emergenza presenti sul territorio e quali sono i soggetti di riferimento da interpellare in caso di emergenza. Quindi se da un lato i cittadini hanno il diritto di essere informati su questi aspetti, dall'altro hanno anche il dovere di ottemperare alle indicazioni impartite dall'autorità di protezione civile e quindi dal sindaco, anche in una fase diciamo, preventiva rispetto a un evento, ma anche durante un'emergenza. E quindi hanno anche la possibilità di collaborare attivamente iscrivendosi per esempio ai gruppi di volontariato che operano sul territorio. Ci sono diverse campagne di informazione che ovviamente si spendono da molti anni. Una di queste, forse la più nota, è la campagna Io non rischio, che dà indicazione appunto sulle norme di autoprotezione e sulle caratteristiche degli scenari che si possono prevedere su un territorio. Le aree di emergenza presenti sul territorio, quindi la risorsa logistica del piano, è anche rinvenibile diciamo, sul territorio stesso attraverso l'installazione, in parte già avvenuta, no, di cartellonistica verticale. Tutte le aree sono già provviste di questa cartellonistica. Questo consente a un cittadino preventivamente informato
sul riconoscimento anche visivo di un'area e sullo scopo di quell'area, scopo ovviamente che è quello di, appunto, di ricovero e di attesa o di ammassamento soccorritori. Le aree di attesa sono le aree contraddistinte dalla cartellonistica verde e sono le aree di primo, diciamo, ritrovo per la popolazione in caso di un evento che preveda ovviamente l'utilizzo di quelle aree. Certi scenari di evento come il transito di una bomba tossica per esempio non prevede ovviamente l'accesso alle aree di attesa, ma viceversa ovviamente mantenersi in luoghi chiusi. Le aree di ricovero, quindi per la permanenza più lunga della popolazione, possono essere strutture coperte ricettive oppure aree diciamo, scoperte presso le quali possono essere predisposti delle tendopoli o dei moduli abitativi. Le aree di ammassamento soccorritori invece le aree presso le quali ovviamente convoglieranno i soccorritori per gestire localmente l'emergenza. Una breve rassegna delle aree: sono 8 aree in tutto il territorio, a partire da nord, dalla Valle Pesina fino al sud del territorio comunale, 7 aree di ricovero e un'area di ammassamento soccorritori presso lo scalo ferroviario zona industriale. È importante sapere anche per i cittadini quali sono i sistemi di allertamento che il Comune ha previsto per come dire, dare informazioni rispetto, e allertamento rispetto all'accadimento di un evento calamitoso. Quindi dai più diciamo, convenzionali sistemi di allertamento attraverso la megafonia su mezzo mobile, ma anche attraverso il sistema Alert System che è stato adottato dal Comune già da qualche anno e ovviamente ha un suo grado di efficacia. L'utilizzo anche però, e questo ovviamente è un invito che si fa, è sempre quello di spingere maggiormente verso anche i social media, perché ovviamente una larga fascia della popolazione li utilizza costantemente e quindi sono un ottimo modo per veicolare l'informazione e l'allertamento anche attraverso questo canale. Si ricorda poi il sistema di diciamo, allarme pubblico che si sovrappone ma non sostituisce i sistemi di allertamento che sono stati predisposti a livello comunale, che è rappresentato da IT Alert, sistema di allarme che abbiamo sperimentato in alcune prove, ovviamente che è pienamente operativo dal 2024 per alcuni scenari di rischio che però non riguardano direttamente questo territorio, per cui gli altri scenari sono ancora in fase di sperimentazione. Ci auguriamo che diciamo, nel prossimo futuro questo diventi un sistema completamente operativo che, ripeto, si sovrappone ma non sostituisce quanto previsto a livello locale. L'iter di approvazione dell'aggiornamento del piano, ovviamente recependo le indicazioni del codice della protezione civile, per cui il piano viene approvato direttamente in Consiglio Comunale, viene trasmesso agli enti sovraordinati, quindi la Regione, la Provincia e la Prefettura, e nella delibera di approvazione vengono predisposti i cosiddetti meccanismi di aggiornamento del piano, questo per mantenere in completa operatività, demandando ovviamente l'aggiornamento del piano a diversi soggetti, quindi al Consiglio Comunale per le revisioni più complesse e diciamo, del piano stesso, ma per le revisioni meno significative, più ordinarie, come nella revisione banale di una rubrica telefonica, può essere demandata ovviamente ad atti degli uffici piuttosto che ad atti del sindaco, come nel caso della nomina delle funzioni di supporto. Questo è quanto ovviamente viene ribadito anche a livello regionale attraverso la legge 13/2022. A seguito dell'approvazione del piano, questo verrà trasmesso, come vi dicevo, agli enti sovraordinati, i quali poi istituiranno a partire dal 2024 una commissione di verifica di congruità dei contenuti del piano e di rispondenza rispetto al dettato normativo nazionale, quindi codice della protezione civile, e regionale legge 13/2022. Ecco, io
ho brevemente illustrato i contenuti dell'aggiornamento e ovviamente sono a disposizione per eventuali domande o osservazioni. Grazie. Prego, signora. Comandante, non so se lei vuole intervenire o dopo, non so, come preferisce. Io, sì, se ci sono domande, perfetto. Io volevo evidenziare, siccome l'ho visto tutto il piano di protezione civile, che ci sono molti allegati con molte analisi e tabelle, quindi voglio dire il piano è composto da molti elaborati, no? Quindi molto corposo e secondo me dà delle indicazioni anche interessanti per quanto riguarda il nostro territorio sotto l'aspetto morfologico e così, e alcuni dati interessantissimi da leggere anche. Io volevo solo anche approfittare per ringraziare le associazioni di volontariato della protezione civile, con le quali come Comune abbiamo in essere delle convenzioni, e in particolar modo l'AVAP, l'Associazione Volontari Antincendio Boschivi, la Prealpi Soccorso, l'ARI, che è l'Associazione Radioamatori Italiani, e l'ANA, l'Associazione degli Alpini, per quanto riguarda la sezione di protezione civile, che insomma con le quali collaboriamo, e in questo periodo insomma della mia da quando sono sindaca ho avuto più volte l'onere di collaborare con loro, e li volevo veramente ringraziare perché sono sempre attivi 24H, e quando c'è necessità di intervenire insomma sono sempre attivi e in prima linea. E poi vorrei anche ringraziare l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, la quale periodicamente istituisce dei corsi di formazione per i consiglieri, ma anche per i membri delle associazioni appunto dei volontari, e corsi che vengono appunto istituiti regolarmente e che ai quali noi partecipiamo regolarmente. Ecco, grazie. Grazie Sindaco. Allora, se ci sono interventi, prego, invito i consiglieri a prenotarsi. L'esposizione è stata esaustiva, quindi mi sembra di capire che non ci sono interventi. Sì, adesso vedo il consigliere Gian Antonio D'Arè, prego. Grazie. Beh, intanto complimenti per questa rielaborazione dell'ennesimo piano di protezione civile, che naturalmente ha un aggiornamento continuo dal 2004 al 2026, perché effettivamente cambiano le normative. Un grazie innanzitutto a quelli che sono i volontari dei nostri comuni, e non del nostro comune ma dei nostri comuni, che nel piano di emergenza sono sempre pronti ad intervenire. Giustamente c'è un piano emergenziale, c'è un piano di protezione civile che appunto serve per coprire quelle che sono purtroppo diciamo le calamità naturali, e non solo. D'altra parte qua siamo 3 sindaci presenti, non c'è un sindaco che non abbia valore se almeno non ha avuto una frana nel Falalto, almeno una, due, insomma, e naturalmente poi le emergenze vengono fatte, vengono recapitate all'interno del nostro comune, all'interno naturalmente dell'amministrazione comunale. Siccome il piano è estremamente corposo, è fatto sinceramente molto bene, e quindi va atto, e naturalmente con il comandante Camerin abbiamo fatto anche 5 anni assieme su quelle che sono state le grandi difficoltà di quei 5 anni che abbiamo fatto assieme. Ricordiamoci dei boati del Falalto, in cui ha caratterizzato non solo il nostro comune ma anche la parte di là, cioè il comune di Belluno, dove le prefetture erano intervenute in maniera molto decisa, tant'è vero che si parlava addirittura di evacuazione. Quindi evacuazione voleva dire evacuare circa 3, 4, 5 mila persone. Quindi la logistica in un caso emergenziale come questo diventa fondamentale ed essenziale. Fondamentale ed essenziale, perché allestire un'area, un campeggio, un qualcosa per poter ospitare, diciamo,
un'eventuale emergenza del genere bisogna avere dei territori molto attrezzati, ma soprattutto che siano adatti a questo tipo perché ci sono 3 tipi di assistenza che viene fatta, abbiamo visto, ho fatto l'area di attesa, luoghi di primo ritrovo per la popolazione che riceverà la prima assistenza e quindi informazioni dell'evento, l'area di ricovero, ovvero l'area della popolazione con strutture coperte a rischio idrogeologico o luoghi in cui saranno allestite tende e roulotte a rischio sismico in grado di assicurare il ricovero della nostra popolazione colpita. Area S dove vengono ospitati i soccorritori, dove devono avere delle caratteristiche particolari, non a rischio, vicine a reti di distribuzione facilmente raggiungibili da mezzi e quant'altro di grandi dimensioni. Quindi stiamo parlando di una grande emergenza. La grande emergenza va assistita e va supportata su una vasta area. La nota negativa e il motivo del mio intervento: non vedo in questo piano di protezione civile l'inserimento dell'aerocampo. 88.000, cioè 9 ettari di terreno che sono perfettamente adatti soprattutto per quanto riguarda il piano S, quindi l'allestimento di campeggi e quant'altro. Non capisco perché non sia stato inserito. È vero che avete messo l'area del CATAV e il Parco Dan, ma credo che quel territorio, essendo stato aerocampo, quindi con un fondo estremamente adatto perché sassoso, per poter ospitare un'emergenza di grandi dimensioni, ricordiamoci che siamo comune mandamentale e quindi che non dobbiamo pensare solo al confine del nostro comune o il confine al di là, l'emergenza non esiste più. Quindi dobbiamo anche essere il comune di traino per altre emergenze, per un'emergenza molto più vasta. Pensiamo che siamo nella zona a rischio sismico, pensiamo che abbiamo anche canali, abbiamo laghi e quant'altro, quindi cerchiamo di capire. Non ho capito perché questo non sia stato inserito, se è una dimenticata o se è una volontà politica. Qua non c'è politica, qua bisogna fare un'area, visto che si fa un piano e che parte dal 2004, quindi sono 21 anni di gestazione continua e di rinnovi continui. Non capisco per quale motivo quell'area non sia stata inserita, perché ritengo quell'area strategica soprattutto per il piano R da voi elencato. Questa è l'unica domanda. Per il resto va tutto bene, va tutto benissimo, però credo che un'area del genere, tra l'altro proprietà del comune, non può essere dimenticata, scusatemi. Grazie consigliere Darè. Do la parola al consigliere Tonon, prego. Grazie. Una domanda relativa a un punto toccato nell'introduzione dalla sindaca, cioè relativa all'informazione della cittadinanza, che credo sia la cosa più delicata, perché concordo con il collega Darè che il piano è un piano puramente e prettamente tecnico. Sono certo che è così e non può essere altrimenti. Ma mentre da un lato sicuramente i volontari e le associazioni sono state citate, quelle di protezione civile, i volontari che fanno parte di quelle associazioni sono per fortuna ben istruiti e aggiornati rispetto a quelle che sono le esigenze in caso di calamità naturale soprattutto. Ma potrebbero, dico, trovare degli ostacoli se i cittadini non sono almeno un minimo informati rispetto ai comportamenti che devono tenere qualora accada uno, speriamo non accada ovviamente, ma dovesse accadere uno degli eventi che sono stati citati dal dottor Cazziola. Non credo sia sufficiente, come peraltro so che si è fatto nel passato, credo si faccia tuttora nelle scuole,
fare quella roba che facevano una volta o due all'anno di evacuazione dalla scuola. Qualcosina, ma è un po' pochino. Anche perché è una parte minimale rispetto alla popolazione. C'è una parte, credo, piuttosto rilevante che ritengo non sia facile raggiungere dei nostri concittadini per fare in modo che possano essere almeno informati, così che se dovesse accadere qualcosa almeno non siano di intralcio alle operazioni di soccorso. Ci sono già idee, chiedo, da parte dell'amministrazione per intervenire in questo senso? Grazie. Grazie consigliere Tonon. La parola al consigliere Posocco, prego. Grazie. Mi fate la cortesia di mostrarmi quali sono le aree, quelle di ricovero, per piacere. Ok, sì, infatti qui ci sono delle aree inserite, tipo vedo l'ex Brolo, ok? E dico, anch'io faccio la domanda del mio collega Darè, avendo l'aerocampo lì, 9 ettari, terreno sassoso, logisticamente perfetto, perché è stato lasciato fuori dal piano di protezione civile? Non credo sia una dimenticanza tecnica, anche perché era stato ipotizzato un hub per la protezione civile quando abbiamo acquistato quell'area. Volevo capire appunto se la scelta è tecnica, dimenticanza, sarebbe abbastanza grave, oppure se è una scelta politica. Grazie. Grazie. In questo momento non ci sono altre richieste di intervento. Il consigliere Carnelos, prego. Sì, dunque volevo inserirmi, come si può dire, nelle perplessità di Posocco e di Darè. Ritengo, almeno secondo me, come diceva Darè, l'aviocampo per l'estensione che ha può essere una struttura, un location che riguarda non il piano comunale, bensì il piano intercomunale. Giustamente Darè diceva non dobbiamo pensare solo al nostro comune. Evidentemente si porterà all'attenzione del piano sovracomunale e quell'area potrà essere benissimo valutata in sede di revisione di quel piano, proprio perché la preoccupazione di questo piano è per quanto riguarda la città, mentre invece per interventi o per calamità o per fenomenologie più ampie che quindi interessano il mandamento o parte del mandamento, vi è quell'area che potrà essere valutata dopo gli opportuni approfondimenti, evidentemente in sede di piano sovracomunale, almeno secondo me. Grazie. Grazie. Ho chiesto un appunto al consigliere Darè, sia telegrafico. No. Allora, siccome che penso che qua siamo tutti d'accordo sulla protezione civile, non dobbiamo sicuramente litigare, penso che però in questa sede, visto che c'è questa approvazione di questo piano, fare un emendamento ed inserire subito quest'area, portiamo direttamente agli enti sovracomunali, diciamo, un piano fatto e finito. No, si fa un emendamento, lo metti dentro se volete farlo, se no non importa, cioè, questa è la mia proposta, appunto, basta, io non intervengo più. Ha fatto una replica il consigliere Darè, vediamo se ci c'è qualcuno. La consigliere Caldart. Scusi. Scusate, l'occhio di prof mi è caduto sul fatto che c'è scritto area Fender Hill.
Allora, per l'osservazione che ha fatto il consigliere Carnelos, mi verrebbe da dire scusatio non petita, perché purtroppo il dubbio che ci viene nel vedere che l'aerocampo è stato escluso è che se tu hai un'area che sembra nata per quella destinazione, che era in passato abitata da quando c'era il quinto corpo d'armata, c'erano, mi ricordo che ci siamo stati anche noi, c'erano le tendopoli, c'era il posto, insomma sembra inventata ad hoc e non la si usa. È chiaro che il dubbio che ci viene è che sia stata esclusa appositamente, perché su quell'area che è di proprietà comunale, ci sono delle idee diverse. Ovviamente la prima che ci viene in mente è che si voglia alienare. Quindi questo è fuori dai denti quello che è il dubbio che ci viene nel vedere che è stata esclusa. E poi mi collego a quanto ha detto il collega Tonon, perché anch'io credo che sia molto importante, anzi sia fondamentale, una volta approvato questo piano, pensare a come seriamente, a come capillarmente informare la popolazione. Proprio questa settimana mi è capitato di avere i vigili del fuoco nella sede dell'associazione che gestisco, e la cosa che loro hanno detto ai ragazzini è stata: attenzione, perché parlavano ovviamente di possibili emergenze nelle scuole piuttosto che nella nostra comunità, ma il messaggio è stato: attenzione, perché quando c'è un'emergenza dovete stare buoni, zitti e seguire chi vi dà le regole, quindi non esiste improvvisarsi sapienti, come hanno detto loro, no? Ci sono delle regole, vanno seguite. Ecco, un po' tutti abbiamo la tendenza come persone, soprattutto quando siamo adulti, a pensare di dover, anziché seguire le regole, di dover metterci del nostro nell'interpretazione, nella ricerca delle soluzioni. Per cui, al di là di indicare, in città sono indicate le zone di raccolta, di emergenza, è molto importante, sarebbe molto importante, a mio modesto parere, attivare delle campagne di informazione che capillarmente, che proprio spieghino a tutti noi cittadini che nei momenti, speriamo che non ci siano mai, ma nei momenti di difficoltà e di emergenza bisogna seguire i protocolli, punto e basta, tacere e farlo. E detto così è un po' dura, però è la realtà, perché quando poi c'è l'emergenza tutti pensiamo di dover tornare a casa, prenderci la borsa, oppure di decidere noi da che parte andare, eccetera. Ecco. Quindi la mia sollecitazione andrebbe un po' nel senso successivamente all'approvazione di questo piano, della attenzione all'informazione. Grazie. Grazie consigliere. Replica il consigliere Carnelos. Sì, dunque la durezza della consigliera Caldar mi induce a dire una cosa. L'amministrazione, credo, premetto, questa è una revisione del piano di protezione civile, quindi è un intervento su qualcosa che le precedenti amministrazioni, ovviamente come previsto per legge, hanno fatto. Credo che l'amministrazione la prima cosa che farà, vedrà quali tipi di interventi sono stati fatti in precedenza per questo tipo di comunicazione che, prendo atto, viene definita, e concordo, come essenziale e prioritaria. Ovviamente se troveremo, o se l'amministrazione troverà interventi efficaci effettuati in precedenza, non mi risulta, li adotterà, altrimenti prontamente, sicuramente interverrà molto meglio di quanto è stato fatto in precedenza, grazie anche ai suggerimenti di chi peraltro non è di primo pelo, ma quel piano di protezione civile pluriennale ovviamente ci ha messo mano e probabilmente si è posto le stesse problematiche e le stesse necessità ora sollecitate a questa amministrazione. Grazie.
Bene, allora forse... Sì. Prego, comandante. È già attivo, basta schiacciare la prenotazione. Ringrazio i consiglieri per le domande. Parto con rispondere al consigliere Tonon per quello che riguarda l'informazione della popolazione. Dal 2017, data dell'ultimo aggiornamento del piano di protezione civile, non siamo riusciti ad approcciare direttamente i cittadini con incontri pubblici, ma abbiamo lavorato parecchio sulla comunicazione, tant'è che l'alert system al suo interno ha delle schede che riassumono i comportamenti virtuosi a seconda delle emergenze di protezione civile che vanno a concretizzarsi. Le stesse informazioni sono state anche inserite all'interno del sito comunale del sito del Comune di Vittorio Veneto, alla sezione proprio protezione civile, dove ancora oggi è presente il piano di protezione civile che era stato approvato nel 2017. È l'intenzione dell'amministrazione condivisa con l'ufficio di, non appena adempiuto a quelle procedure obbligatorie di comunicazione nei confronti dei vari enti per trasmettere il piano e aver avuto l'approvazione, di effettuare proprio degli incontri diretti con le persone per cercare, prima di tutto cercare di coinvolgerli, interessarli all'argomento e invitarli a questi incontri dove vorremmo esporre il piano di protezione civile. Tenuto presente che il piano nel suo insieme è un piano tecnico che è utilizzato dalle istituzioni per intervenire, quindi sostanzialmente sarà opportuno condividere, diciamo, le informazioni del territorio con la popolazione per far comprendere in quale situazione si trovano nei luoghi di residenza o di lavoro o nei luoghi che frequentano nella città, però la cosa fondamentale è proprio quella di istruire le persone, non tanto anche nell'eseguire gli ordini nel momento dell'emergenza, perché è fondamentale, ma gli ordini arrivano normalmente subito dopo la prima fase dell'emergenza, quindi bisogna ci sia consapevolezza da parte di tutti di quelle che sono le prime misure di autoprotezione che ognuno deve porre in essere a seconda dei vari eventi che si verificano. Successivamente intervengono le istituzioni e chiaramente bisogna rispettare quelle che sono le indicazioni che diventano tassative. Per quello che riguarda l'aerocampo, non è stato preso in considerazione in questo momento perché avevamo fatto una revisione delle aree rilevando quelle che erano le criticità e cercando di intervenire sulle criticità, non tanto nell'ampliare le aree a disposizione, perché erano state pensate, distribuite nel territorio, perché erano frutto di riflessioni avvenute a livello nazionale dopo il terremoto dell'Aquila. Quando è avvenuto il terremoto dell'Aquila, l'idea, il primo intervento da parte del Dipartimento di Protezione Civile è stato quello di delocalizzare tutta la popolazione in un'area molto grande, perché era più pratico la realizzazione del soccorso e dell'accoglienza. Dai primi momenti dell'intervento è stata riscontrata una grossissima difficoltà perché le persone non volevano allontanarsi dal luogo della propria abitazione, e per allontanarsi non significa 50 km, ma proprio anche 2-3 km dalla propria abitazione si è rivelata una fortissima criticità. Proprio a seguito di quell'esperienza nel 2017 avevamo individuato tantissime aree sul territorio, sia di attesa sia di accoglienza. Poi dovendo far tesoro delle esperienze e delle risorse a disposizione, abbiamo dovuto ridurre notevolmente le aree di attesa e non abbiamo toccato le aree di ricovero perché sono state proprio distribuite sull'intero territorio del comune. Ciò non toglie che
l'area dell'aerocampo possa essere considerata nel prossimo aggiornamento del piano di protezione civile, anche perché ricordiamo che il piano di protezione civile non è mai finito, è in continua evoluzione, per cui il suggerimento del consigliere D'Arè lo valuteremo e eventualmente andremo a implementare anche quest'area. Tenuto presente però che pensare a una grande area di ricovero alla periferia, al limite del territorio comunale, potrebbe presentare in sede di emergenza una criticità. Grazie. Allora, questo piano mi sembra che poi vada inserito nel piano intercomunale della comunità montana, non fa parte di un'altra cosa, piano intercomunale. Vabbè. Comunque, quanti piani ci devono essere in caso di calamità? Voglio dire, qui non stiamo parlando di Vittorio Veneto solo, stiamo parlando di un'area. Ok, e quindi Vittorio Veneto non finisce, cioè Vittorio Veneto finisce da un punto di vista di confine da qualche parte, però poi non è che dopo il confine di Vittorio Veneto non viva nessun altro, non vivano altre persone, non vivano cittadini che si troveranno in gravi difficoltà in caso di calamità. Quindi tutta la zona industriale in questo caso, sì, i comuni Colli Umberto, Conegliano, mi viene in mente i paesini di Scomigo, di Ogliano, eccetera, eccetera. Quindi io capisco, cioè ho capito quello che ha suggerito, che ha detto il comandante. Ci abbiamo messo 8 anni a fare una revisione giusto per questo piano importante. Però dov'era l'assessore? Cioè, ha mai visto l'assessore? Perché se un assessore attento si ricorda che c'è un aerocampo e magari le fa la domanda, comandante, ma perché non inserisce l'aerocampo nel piano? Cioè, è questo che a me stupisce. Cioè, da un punto, dov'è la politica? Dove sono le scelte dell'amministrazione in questo caso? L'aerocampo è un'area totalmente importante in caso di calamità. Veramente io vedo il Brolo, con tutto il rispetto del Brolo, area vasta, ma è il Brolo dentro a San Giacomo. Cioè, voglio dire, vedo le aree R, sì, sono aree, ma cavoli, abbiamo l'aerocampo, inseriamo nel piano di protezione civile, ma se viene una calamità, da un punto di vista logistico, è un'area estremamente importante per Vittorio Veneto, per Colli Umberto, per Cappella Maggiore, per Conegliano. Non sempre, non dobbiamo ragionare, diventa ingestibile da un punto di vista del comune di Vittorio Veneto, ma che discorso è? Ma no, mi agito perché veramente sono discorsi, sembra che il confine, finito il confine di Vittorio Veneto, non ci sia più nessun altro, non lo so. Prego, consigliere De Nardi. Prego. Ok, sì. Scusi. Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie ovviamente per l'illustrazione e molte grazie ovviamente anche ai nostri volontari che in ogni dove e in qualsiasi momento sono sempre pronti a lavorare per gli altri. Abbiamo posto attenzione, diciamo, alla zona sud di Vittorio Veneto, mi chiedo anche qualcosa riguardo la Val Apesina, in particolare la zona nord, perché ho visto che ci sono 2 aree di accoglienza, una presso la stazione di Nove e una verso Fadalto Basso, in via Fadalto Basso, e mi chiedo perché eventualmente non ci sia un'area di ricovero, data la distanza, insomma, perché comunque l'area Borca sarebbe la più vicina, però mettendomi nei panni comunque di un cittadino di Fadalto, ma anche di San Floriano 9, dista abbastanza, insomma. Quindi questo è un quesito. Grazie. Grazie.
Ma allora la zona del Fadalto è priva di aree di ricovero non perché quelle popolazioni debbano essere penalizzate, ma per il semplice fatto che è un'area interessata da faglie attive e capaci che trascorrenti sulla terra valpisina, e quindi siccome le aree di emergenza devono essere delle aree scevre da rischi, non è proprio il caso di diciamo, predisporre delle aree di ricovero, esponendo ovviamente la popolazione ad un rischio, e quindi è il motivo per il quale ovviamente l'area non è provvista di aree di ricovero, appunto. Grazie. Consigliere Caldart, prego. Grazie. Allora, capisco benissimo quello che ha detto il dottor Cazziola adesso, però va in contrasto con quello che ci ha detto prima il comandante quando dice non abbiamo messo l'aerocampo perché la gente non vuole allontanarsi più di tanto da casa. Allora, quelli di San Giacomo non si devono allontanare più di tanto, quelli della Valle Acquisina, poretti, li facciamo venire giù per lo stretto, che probabilmente in caso di emergenza potrebbe anche avere dei crolli o quello che succede, e li dobbiamo fare arrivare all'area Borca. Cioè bisogna anche mettersi d'accordo a essere coerenti in quello che si sceglie. Ma volevo semplicemente far presente al consigliere Carnelos che mi riprende rispetto a ciò che non avremmo fatto nelle passate edizioni di questo piano di protezione civile, a parte che nel 17 non era nostro, no, era allora sindaco Tonon, però comunque non avrebbe potuto inserire l'aerocampo, perché l'aerocampo è stato acquistato nel 2022, quindi successivamente alla seconda edizione. Quindi si informi prima di lanciare i suoi soliti strali. Fuori il microfono, per favore. Se ci sono altri interventi. La parola al consigliere Bassetto, prego. Grazie. No, intervengo solo perché l'intervento della consigliera Caldarta adesso mi ha messo un attimo in confusione, prima mi pareva di aver capito chiaramente. Io non ho trovato contraddittorio invece quanto detto dal comandante con quanto detto dall'ingegnere, perché se è vero che il comandante ha parlato di lontananza rispetto al proprio abitato, diciamo, giusto? E quindi evitare di portare lontano da casa in un momento di emergenza le persone. L'ingegnere ci ha detto che hanno escluso l'area nord della città per un motivo di criticità dovuto alle faglie, giusto se non ho capito male, ingegnere. Ecco, quindi non è che in questo caso non valga il principio che hanno applicato per San Giacomo a Viocampo. La zona nord non c'è perché ci sarebbe una criticità. Quindi non c'è, secondo me, nessuna contraddittorietà tra ciò che hanno detto il comandante e l'ingegnere. Grazie. Sì, grazie. Io intervengo innanzitutto per il discorso della questione dell'aerocampo, che la considero anche un'osservazione corretta, cioè nel senso, allora, come stiamo vedendo, il discorso dell'area di ricovero, come è stato detto, è nelle vicinanze dei vari quartieri, cioè ogni quartiere ha un'area di ricovero praticamente. E poi invece l'area S, che è quella dello scalo ferroviario, quella è adibita, quella più grande diciamo, è adibita invece alle forze nazionali, insomma qualora il soccorso appunto a livello nazionale, gli enti intervenissero in casi emergenze più grandi per il stoccaggio delle attrezzature, no?
Quindi, allora, con questo voglio dire che non è che l'osservazione che avete fatto, insomma, mi trovo anche concorde nella fattispecie che nella definizione di quella che è una continua evoluzione e aggiornamento di piani di protezione civile che secondo me stanno anche accelerando gli aggiornamenti, cioè se dal 2017 si è arrivati adesso, da adesso in poi gli aggiornamenti saranno molto più frequenti, perché tra l'altro a breve verrà approvata una nuova legge regionale a livello per la protezione civile. Ho parlato proprio oggi con il direttore, con l'ingegner Sittin della Regione Veneto, e stanno proprio predisponendo l'aggiornamento della legge regionale, e in quella legge ci saranno dati altri riferimenti normativi, uno su tutto: la protezione civile da qui a breve sarà distribuita per ambiti, quindi dall'intercomunale, no? Ci sarà una proiezione ancora più ampia e si andrà verso quello che è l'ambito di protezione civile. Ecco che mi sento di poter dire, in una situazione simile potremmo praticamente valutare eventualmente l'inserimento oppure la predisposizione, e valutare se l'area appunto dell'aerocampo è idonea, considerato che nessuno ha mai comunque preso in considerazione l'area da un punto di vista anche del terreno, no? Quindi è da fare alcune indagini e capire se l'area è predisposta poi ad accogliere quella che potrebbe essere una parte della popolazione. Io, detto questo, volevo rifarmi anche alla questione dell'informazione, della campagne di informazione che vorremmo attuare nell'immediato. Tra l'altro, con il consigliere Bassetto, che ha la delega alla protezione civile, ci siamo proprio impegnati nel predisporre un piano di campagna informativa più step per la popolazione. Questo quindi sarà nostra intenzione nei prossimi mesi intervenire su questo. E l'altra cosa relativamente al discorso delle scuole, che è appunto come si fanno le esercitazioni, però è un punto importante di sensibilizzazione, va intensificato appunto l'informazione rispetto agli alunni. Vorrei anche sottolineare e fare un plauso all'Istituto Beltrame e alla dirigente Cavallini, che proprio la prossima settimana, cioè martedì 14 e mercoledì 15 aprile, farà il 14 aprile un convegno rivolto all'Istituto Alberghiero con la presenza di tecnici, tra cui parteciperemo anche noi, rivolto ai ragazzi, e il 15 aprile ci sarà proprio un'esercitazione in area Fender, coinvolgendo appunto i ragazzi del Beltrame, e con l'istituzione proprio delle cucine da campo, e quindi c'è tutta una formazione proprio sul campo per i ragazzi. Quindi volevo anche sottolineare questi aspetti, questa sensibilità da parte degli istituti scolastici e dei nostri dirigenti verso questa questione della protezione civile. Grazie. Forse si sono esauriti gli interventi, non so se ci sono altre repliche o delucidazioni da parte dei tecnici. Allora io dichiaro chiusa la discussione. E avete ragione, ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere D'Arè. Ma dico subito che questo piano non è, lo voterei subito, ma non lo voto proprio per quello che ho detto prima. Il mio voto sarà negativo. Ho fatto una proposta alla maggioranza di mettere dentro anche questo, a maggior ragione dell'intervento del sindaco, in quale ha detto che fra poco la Regione ragionerà per ambiti, quindi per aree sovracomunali. E allora non ho capito per quale motivo in questo momento, visto che lo stiamo elaborando, non si può fare. Mi permetta, comandante Camerin, lei ha cercato di arrampicarsi sugli specchi,
ma non mi venga a tirare fuori la storia che non è perché ha visto il terremoto del Friuli, per cortesia. Quindi il mio voto è contrario. Grazie. Volevo dedicare la giornata alla bontà, ma non riuscite a farmi star buono neanche stasera. A prescindere, la proposta che era stata fatta dal consigliere della minoranza mi sembrava, come dire, una proposta di buon senso, nel senso che dopo 2 anni potevate dare la dimostrazione di fare qualcosa. Potevate fare una mozione e poi anche bocciarla. Qui comunque vedo che il sindaco dà sempre ragione a tutti, ma poi non siamo in grado nemmeno di mettere un punto luce ai giardini per la criminalità o perché ci sono gli extracomunitari o quant'altro che fanno quello che fanno, o altre cose che potrei fare un elenco infinito in tema di ordine pubblico e di sociale. Detto questo, il mio voto sarà ovviamente negativo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tonon. Grazie Presidente. Io l'ho detto nel mio primo intervento, nell'unico intervento che ho fatto in materia, che ritengo e ritenevo, anche in base a quelle che sono state le spiegazioni, che il piano sia e non possa non essere un piano steso in maniera asettica e tecnica. Non capisco cosa c'entri che è di proprietà comunale o no, perché il Vita è di proprietà comunale? No. L'area Borca è di proprietà comunale? No. Ma nulla c'entra il fatto che un'area sia o meno di proprietà perché sia adatta o meno per un piano di attesa o di ricovero della protezione civile. È gigantesca, ma come è stato ricordato è esattamente ai confini del piano. Io capisco che qualcuno voglia precorrere i tempi, ma la norma prevedeva e prevede a tutt'oggi che noi andiamo ad approvare un piano di protezione civile comunale, così è anche il titolo, è scritto lì. Se uno non sa leggere comunale non so cosa farci. Piano di protezione civile comunale, punto. E questo è quello che stiamo approvando, che poi la norma, poi sappiamo benissimo, spero non abbia i tempi di altre riforme che erano state oggetto di, come dire, di propaganda in fase di elezioni regionali di 11 anni fa, 10 anni fa. Era stato detto che le prime 2 riforme che erano state presentate dall'allora confermato poi Presidente erano una sulle IPAB e un'altra non ricordo su cosa, neanche una approvata, neanche una approvata. Io mi auguro che il piano di protezione civile, la nuova norma, sia un po' più celere rispetto a quelle proposte di riforma legislativa regionale. Detto questo, confermo che ritenevo, così come abbiamo fatto nel 2015 l'aggiornamento e nel 2017 un altro aggiornamento, da un punto di vista prettamente tecnico, dopo il 2017 non ne sono stati fatti altri fino al 2026, sono passati 9 anni. Erano tecnici allora i piani, lo sono anche adesso perché l'esposizione è stata così e non vedo cosa osti a una approvazione da parte nostra, anzi. Ringrazio anche il tecnico per la esaustiva e chiara spiegazione. Grazie. Bene, allora esaurite le dichiarazioni di voto, chiudo la discussione, richiudo e apro la votazione. Prego consiglieri, votate.
Forse manca il voto della consigliera Caldà. È ancora un giallo. Ah, giusto, sì. Pardon, scusa. Era anomalo. Chiudo la votazione. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 8, astenuti. Contrari 4. Gli astenuti 1. Adesso l'immediata esecutività. Prego, votate. Chiudo la votazione. L'ho approvata. Favorevoli 10, contrari 4, astenuti 1. Se esatto, lo stavo per dire, è arrivato l'assessore Dus e adesso do la parola al consigliere Toffoli per illustrare la sua interrogazione. Prego, consigliere. Prenoti, schiacci il pulsante, allora interrogazione, risposta orale, un attimo, Toffoli, qua. Prenoti. Non si accende, ha schiacciato? Ecco, adesso schiacciato. Prego, consigliere. Grazie Presidente per la pazienza. Buonasera signora Sindaca, Mirella Baliana, saluto il Vice Sindaco da poco arrivato, tutta la Giunta, qui presenti, tutti i consiglieri e chi ci segue da casa in TV. Porto quest'oggi alla vostra attenzione ancora una volta un problema stradale, trattando in particolare la via Calde Prade, la via che costeggia il cimitero di Ceneda, una strada che viene molto utilizzata dai nostri cittadini per recarsi verso la zona industriale, verso il Duomo di Ceneda e alle scuole della zona. Inoltre è anche molto frequente il passaggio di furgoni, pulmini, che accompagnano i bambini a scuola, oltre a ciclisti e pedoni. La strada via Calde Prade, da un mio punto di vista, andrebbe ridisegnata per garantire la sicurezza stradale dei nostri cittadini. Se almeno una volta siete passati per questa strada, vi rendete conto che ad un certo punto, a causa dell'angolo del muro del cimitero che si trova nella curva della carreggiata, procedendo in direzione del Duomo di Ceneda, siete costretti a rallentare o addirittura alla fermata improvvisa della vostra auto durante l'arrivo in senso opposto di un altro veicolo e rischiando di urtare contro la parete del muro. Visto che precedentemente nell'area esterna della casa situata vicino al semaforo il Comune ha provveduto a posare una cordonata in cemento, allargando così la carreggiata e rendendola più percorribile rendendo così più percorribile il transito per alcuni metri. Credo sia necessaria la continuazione dell'allargamento della carreggiata verso la zona industriale, oltre al famoso angolo del muro del cimitero, per l'esattezza sino al palo in cemento per poi ricongiungersi con la carreggiata stessa e idonea. In questi giorni ho voluto rendermi conto prendendo le misure della strada, considerando che il punto più stretto della strada misura 4,5 metri e quello più largo 6 metri circa, e allargando di 1,5 metri circa la strada riusciamo ad eliminare il problema di quella strettoia.
Spero in un accoglimento positivo e responsabile da parte di questa Giunta della mia proposta per la salvaguardia e la tutela e la sicurezza dei nostri cittadini, migliorando la viabilità a Vittorio Veneto per una Vittorio Veneto che guarda avanti e al futuro. Vi ringrazio. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Dus. Buonasera innanzitutto e grazie consigliere Toffoli per la sua interrogazione. Una piccola premessa, la viabilità e l'afflusso di auto su quel tratto stradale sono aumentati negli ultimi anni per una dinamica di flussi veicolari che naturalmente si spostano quando trovano dei colli di bottiglia, per cui trovando un collo di bottiglia nella zona di San Giacomo, nella zona dell'emisfero, ora abbiamo notato che in tutta quella viabilità di mezzo si è aumentato di molto il traffico che viene utilizzato appunto per spostarsi dal centro città alla zona industriale. Naturalmente quella era una strada che non aveva quello scopo inizialmente e non era stata pensata e strutturata per quello scopo, per cui non solo nel tratto da lei segnalato ma anche nei restanti tratti ci sono delle criticità. Ricordiamo che uno degli interventi che c'è stato un incidente che aveva comportato anche l'abbattimento dell'angolo del cimitero che poi è stato sistemato con fatica durante questa amministrazione. E come ha ricordato lei c'è stato anche un primo intervento di sistemazione, seppur parziale, della carreggiata per andare un po' incontro alle esigenze che un po' segnalava lei, cioè di rendere più in sicurezza quel tipo di viabilità. Le posso dire che interverremo con un piccolo intervento di manutenzione ordinaria e di asfaltatura, quindi su quella viabilità. Però l'impegno in questo momento di dirle che riusciremo a mettere in campo un allargamento di tutta la strada, come giustamente sarebbe da fare, ci mancherebbe altro, e in questo momento non è all'ordine del giorno, insomma. Però è chiaro che se la Regione dovesse continuare a essere sorda ai nostri appelli legati alla creazione di una viabilità alternativa per il raggiungimento della zona industriale, è chiaro che noi dovremo inventarci qualcosa compatibilmente con le finanze e con il fatto che, come sa bene, la città è grande e le criticità sono in più parti. Io mi auguro che il dialogo che abbiamo intrapreso con la Regione e che anche la zona industriale ha intrapreso porti prima o poi a dei frutti. In questo momento non ce ne sono, come sa, di criticità legate alla viabilità per il raggiungimento della zona industriale ce ne sono molte, una anche per quanto riguarda, che l'aveva segnalata già in precedenza anche lei. Io, ripeto, sono molto d'accordo con quello che dice, però credo che ogni ente locale debba fare la sua parte e il Comune non può occuparsi di sistemare tutte le strade, soprattutto per una zona industriale che è la seconda più importante del Veneto. Ecco. Grazie. Grazie. Consigliere, se vuole il diritto di replica. Grazie Vice Sindaco, non è purtroppo una mia aspettativa, sì, in senso non mi aspettavo una risposta in senso un po' che bisogna che ci sia l'interesse appunto di Regione o altri appunto enti. Penso che unendo le forze tutti assieme forse possiamo anche arrivare, sì, non ho detto domani dobbiamo farlo, è ovvio, capisco che ci sono altre priorità, però io non è che presento, non so, 10-15 interrogazioni all'anno per lamentarmi che non vanno bene le cose. Sì, le mie interrogazioni sono motivate ogni volta, vedete, in senso che mi rendo conto anch'io, perché percorro queste strade, vedo le gravità, le situazioni, tant'è vero, mi ha dato ancora più motivazione quando ho visto, percorrendo quella strada, una mamma con un bambino che andavano sicuramente a scuola a piedi, per fortuna c'è ancora qualcuno che va a piedi, e si appoggiavano al muro perché stavano arrivando delle auto e questa bambina guardava preoccupata, quindi ho detto sì, è giusto che presenti questa interrogazione, assieme uniamo le forze e appunto
cerchiamo, se non oggi o domani, infatti io parlo del futuro, se riuscirete voi in questa amministrazione assieme a noi di risolvere questo problema, sentendo la Regione, insistendo e spiegando che c'è bisogno di questo, oppure la prossima amministrazione speriamo lo faccia, insomma, ecco, quindi io ho segnalato, poi la responsabilità spetta a tutti, prima la sicurezza dei cittadini e poi, insomma, grazie ancora e buona serata. Grazie consigliere. Abbiamo esaurito anche il punto numero 4, era rimasto in sospeso. Adesso passiamo, un attimo lo chiudo, al punto numero 7, variazione numero 2, il bilancio di previsione 2026-2028, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 38 del 10 marzo 26, illustra l'assessore De Antoni. Sì. Prego, assessore. Sì, grazie. Sì. Buonasera a tutti. Illustro questa variazione di bilancio che come giunta comunale abbiamo preso il 10 marzo scorso per, diciamo, come previsto dalla normativa, se ci sono casi d'urgenza la variazione di bilancio può essere presa dalla Giunta perché poi venga ratificata entro 60 giorni dal Consiglio Comunale. L'urgenza di prendere questa delibera il 10 marzo e non attendere il Consiglio Comunale è derivata principalmente dal fatto che sono entrati, diciamo, in vigore i nuovi contratti di lavoro per il personale, il nuovo contratto di lavoro per il personale, c'era la possibilità con il mese di marzo, con lo stipendio del mese di marzo, di integrare, diciamo, le retribuzioni dei dipendenti con l'applicazione del nuovo contratto di lavoro e quindi nel momento in cui abbiamo fatto il bilancio non era ancora prevista questa possibilità e quindi il 10 marzo abbiamo fatto questa variazione di bilancio che per gran parte è relativa appunto all'inserimento in bilancio di una quota di investimento che era stata accantonata di 55.748 euro che è stata appunto applicata per garantire l'applicazione del contratto di lavoro per il personale. Oltre a questa modifica abbiamo fatto altre piccole variazioni che riguardano in particolare 15.000 euro di stanziamento per la formazione del personale, che diciamo soprattutto il personale tecnico che aveva bisogno di questo tipo di formazione. Poi c'era una piccola integrazione di 1.700 euro per garantire i lavori di messa in sicurezza dell'asilo nido comunale, quello esistente, che era stato interessato dal crollo di un albero, quindi che aveva rovinato il tetto. Mancava, diciamo, il coordinatore per la sicurezza, per cui abbiamo messo i soldi per 1.700 euro per questo incarico che non era previsto in bilancio. E ultimo, l'altro intervento che è stato l'altra modifica, variazione che è stata fatta riguarda le spese per le pulizie in parte delle palestre, e questo in relazione all'utilizzo della nuova palestra Beltrame, e in parte per un capitolo di bilancio che era sottostimato per 5.000 euro relativamente sempre alle pulizie, perché come forse avete visto dal bilancio l'importo complessivo, diciamo, dell'appalto per le pulizie viene ripartito tra i diversi servizi interessati. In un servizio, adesso che vi posso dire anche quali, insomma, mancavano 7.000 euro e quindi è stato integrato questo importo. Qui è tutto, i soldi dove li abbiamo presi appunto, come dicevo prima, per 54.000 euro, 55.748 euro li abbiamo presi dalla parte accantonata nel bilancio, e gli altri sono stati presi per 17.000 euro, quelli relativi alle pulizie sono stati presi quelli per le pulizie sono stati presi da riduzioni di altri capitoli di bilancio che riguardavano gli impianti sportivi, e 15.000 euro da un maggiore incasso
rispetto alla previsione di bilancio per quanto riguarda dei servizi che diciamo che il Comune fa per conto della Savno, e quindi c'era questo incasso che ci ha consentito di fare questo intervento. Questo è tutto quanto concerne questa variazione di bilancio. Grazie Assessore. La discussione è aperta, chi vuole prenotarsi. Allora, se non ci sono domande, se non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione. Prego consiglieri, votate. Chiuso. Favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Vedo che c'è anche l'immediata esecutività. Immediata esecutività. Chiusa la votazione, approvata, favorevoli 14, contrari 1, astenuto nessuno. Quindi possiamo passare al punto successivo, il numero 8. Ciclovia dell'Amicizia, stralcio di realizzazione di un tratto della pista ciclabile Venezia-Monaco lungo la sponda nord-ovest del Lago Morto. Variante urbanistica, approvazione del PFTE e adozione variante urbanistica numero 6. Allora qui abbiamo l'illustrazione, prima dell'assessore Dos. Prego Assessore. Sì, la variante, come diceva il Presidente, riguarda la necessità di rendere coerente la pianificazione e rendere anche la conformità urbanistica. Di tutto questo ne abbiamo già parlato naturalmente, e in questo caso qui si tratta appunto di una variante urbanistica che ha questo scopo qui, appunto di adeguare dal punto di vista. Ok, a posto, grazie. Okay. Prego, scusi, Assessore. No, Lo inserisca, per favore. Sì, perché No. Non è proprio il massimo. No, torna dentro, non so come chi l'ha fatta. Ecco. Bene, ottimo. Dicevo che la variante ha come oggetto l'adeguamento cartografico e la zonizzazione degli elaborati del piano di interventi che riguardano il progetto di fattibilità tecnico-economica. E naturalmente procedendo con questa variante si otterrà anche la conformità urbanistica di tutto il PFTE. Lascerei magari per l'esposizione, come già fatto durante la commissione, all'architetto Madalosso. Sì, buonasera. Aspetta.
sera. L'argomento riguarda appunto un duplice aspetto: l'approvazione di un progetto che è utile richiamare il tipo di livello di progettazione. Stiamo parlando di un ex progetto definitivo, oggi chiamato progetto di fattibilità tecnico-economica. Dico questo perché ha delle implicazioni legate alla procedura di esproprio, asservimento e occupazioni temporanee di aree. Dall'altra parte andiamo a consolidare la pianificazione con quant'è la previsione progettuale. Il progetto, quindi la delibera di approvazione di questa sera sarà appunto l'approvazione del progetto e l'adozione della variante urbanistica. La procedura vuole che ci sia il tempo della pubblicazione, l'acquisizione delle osservazioni da parte degli interessati, che nel caso specifico sono più di 50, e abbiamo utilizzato la procedura di pubblicazione all'albo degli avvisi volti per queste due duplici finalità, variante urbanistica e esproprio. E dopo questa fase di raccolta delle osservazioni si tornerà in Consiglio per l'approvazione definitiva sia del progetto che della variante. Allora, parliamo del progetto, prima della parte progettuale. Il progetto è finanziato nell'ambito della misura di intervento 281 percorsi ciclabili nelle AU. Intervento di completamento e qualificazione del tracciato della ciclovia dell'amicizia Monaco-Venezia. Stiamo parlando del secondo stralcio. Il progetto era già stato approvato nel 24, 30-12-24, in linea tecnica perché non avevamo ancora il finanziamento. Il finanziamento è stato dato agli inizi del 25. L'importo di spesa è di 770.000 euro, di cui 574 per lavori e 195.500 per somme a disposizione. Di questi 770.000 euro, 500 circa di contributo e la differenza invece di fondi propri dell'amministrazione. Ecco qui, il PFTE ha già acquisito i pareri e dovranno essere acquisiti invece i pareri per la variante urbanistica. Con la delibera vengono, come vi ho accennato prima, avviate le procedure volte all'esproprio, asservimento e sostanzialmente queste due misure, esproprio e asservimento, e quindi con la definitiva approvazione della delibera e della variante andremo anche a dichiarare la pubblica utilità dell'opera e definire i tempi massimi della procedura espropriativa. Possiamo vedere di cosa stiamo parlando. Ecco, la parte in rosso è il secondo stralcio oggetto di intervento, che parte dal centro abitato posto più a nord. La variante invece riguarda anche l'area camper in parte e l'area posta in prossimità dell'area camper. La variante urbanistica consiste praticamente nel correggere gli allargamenti, eccola qua. La variante urbanistica consiste nel correggere quelle parti di allargamento stradale e sono visualizzabili qui in rosso. Ecco, magari vi faccio vedere senza far troppa confusione. Ecco. Questa parte in rosso è la parte degli espropri, ecco qua, e quest'altra, anche questa è la parte che viene espropriata ed è esterna all'area dell'area camper.
Contestualmente vengono anche individuate le aree oggetto di occupazione temporanea, sono queste qua in blu, che non fanno parte propriamente del procedimento espropriativo, ma vengono individuate e seguiranno una procedura a parte. Tornando alla variante urbanistica, le modifiche consistono sostanzialmente nella modifica da area definita area verde di rispetto tutelato, VRT, in pista ciclabile, che è sostanzialmente questa, dove ci sono le puntinature del percorso, questa qua. Invece per quanto riguarda l'area camper, da zona A passiamo a zona parcheggio esistente per l'area camper, perché oggi ha una zonizzazione impropria. Invece per quanto riguarda l'area posta in prossimità dell'area camper, che è oggetto di esproprio, è già di suo zona a VRT, verde di rispetto tutelato. Per quanto riguarda ancora la procedura urbanistica, invece, possiamo dire che i tempi della pubblicazione, ecco, ripetiamo questi, entro 8 giorni dalla pubblicazione della delibera, anzi, dall'adozione della delibera, ci sono entro 8 giorni dall'adozione avvio la fase di pubblicazione, durante la quale la variante del PI viene depositata e resa a disposizione per i successivi 30 giorni. Nei successivi 30 giorni c'è la possibilità di presentare osservazioni. Nei successivi 60 giorni il Consiglio Comunale si esprimerà nell'accoglimento oppure nel rigetto delle osservazioni. Successivamente procederemo con l'approvazione della variante. Altre cose da vedere, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Parte il procedimento per la valutazione della VINCA, in quanto con la nuova normativa del 2025 l'intervento è soggetto a VINCA, invece non è soggetto a VAS, in quanto questa è una casistica di variante che non richiede la VAS. Io avrei terminato, se avete domande. Grazie, adesso do la parola all'assessore. Sì, solo per una notazione, credo sia molto importante per noi come amministrazione, ma in generale come comune, ristabilire e ridare centralità a quella che è il tracciato della Monaco-Venezia, che passa appunto per la nostra città, che la attraversa e che la frequenta, perché in passato insomma ci sono state anche altre spinte per spostare questo tracciato. Invece noi su questa cosa qui crediamo molto, abbiamo avuto degli incontri anche con FIAB su questo tema, perché è un'opportunità sia dal punto di vista turistico, attrattivo per tutto il nostro territorio, e per un tipo di turismo dolce nel quale crediamo. Questo qui è un intervento che appunto va a inserirsi in questo lunghissimo tracciato che, ripeto, per noi ha sicuramente una valenza strategica. Bene, l'illustrazione mi sembra terminata. Consiglieri, prenotate. Grazie. Dico al vice sindaco, bel discorso indubbiamente riguardo le piste ciclabili. Qui spendiamo 500.000 euro per 1 chilometro. La Venezia-Monaco mi sembra che il progetto fosse di 25 chilometri sul nostro territorio. Buon lavoro. Ecco. Sì. Detto questo, io ho delle perplessità sulla delibera. Ho delle perplessità in quanto vedo che viene proposto di espropriare i mappali di Enel sull'area camper.
l'area camper che come sapete non è tutta del comune, ma è per 1/3 di superficie in proprietà di Enel. E qui mi parlate di area esterna all'area camper, quando invece andiamo a espropriare un'area propriamente che è area camper. E precisamente i mappali mi sono segnati 222, 221, il 58, il 60, il 329 e il 332, per una superficie complessiva che si aggira intorno ai 1200-1300 metri, che attualmente sono in concessione, una convenzione col Comune di Vittorio Veneto per il progetto PNRR della Valle Appesina. Questo mi mette molti dubbi, cioè nel senso, io leggo qui, le particelle interessate al progetto della variante urbanistica e al procedimento di esproprio sono indicate in una serie di mappali. Non ci sono questi mappali in delibera. Allora questa è una domanda che vorrei fare. Poi comunque nella proposta di delibera all'inizio, mi dite a pagina 2, praticamente c'è tutto il progetto e tutti gli allegati, tra cui c'è l'allegato A5, piano particellare di esproprio. In questo piano particellare di esproprio ci sono tutti questi mappali che vi ho indicato, che sono di proprietà di Enel adesso, e che vengono espropriati, hanno 8 euro al metro perché è seminativo, una parte, eccetera, e che va bene. E tra l'altro nel piano particellare di esproprio mancano i mappali 52, 53, 325 e 324 allegati e non lo so perché, se è una svista o perché questi non vengono proprio interessati dall'opera di per sé, lo vedete sopra, o ci passano accanto, non lo so. Ma la domanda che faccio è perché, cioè, cosa succede in quell'area camper lì? Perché non diciamo chiaramente che l'area non è nostra e con questa probabilmente procedura cerchiamo di sistemare un qualcosa? Non ho idea. E se cosa, visto che siete l'amministrazione trasparente, se illustrate al Consiglio, chiaramente, cioè io non ho nessuna difficoltà a votare questa, però trovandomela nascosta in delibera, se permettete, qualche dubbio mi viene. Cioè, perché mi avete nascosto questo in delibera? Ecco, e questa è la domanda che faccio. Cioè, c'è qualcosa da un punto di vista urbanistico che non va. C'è un progetto PNR particolare, là è tutto particolare, c'è un lago che è diventato privato, non so, le sponde nostre dove entra un'associazione a pescare, non lo so cosa stia succedendo in quella zona lì. Ecco, però ditemelo, ditecelo, perché altrimenti mi sorge il dubbio che come mi tenete nascoste le cose su questa delibera, anche nelle altre mi tenete nascosto qualcosa. Cioè a me questo non va, cioè parlatemi chiaramente, non potete parlarmi di area esterna all'area camper quando se andate su vedete che ci sono gli alberi piantati e addirittura recintato il mappale 222. Questo uno lo sa e lo legge, è per quello, no? Allora, se mi fate la cortesia delle cose di essere trasparenti, perché dite di essere trasparenti, ditelo. Facciamo una variante urbanistica, ci mettiamo dentro lì perché c'è un progetto PNRR, non lo so perché non so neanche io il motivo. Queste aree attualmente le abbiamo c'è una convenzione con Enel, le abbiamo in concessione e adesso le espropriamo, non lo so, spiegatemelo, tutto qua. Per il rispetto di noi consiglieri che siamo qui, che alziamo la mano o meno, ecco. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Dare. Una domanda. Allora, la dirigente parlava di un esproprio di una cinquantina di proprietà, mi pare, no? Sì, di proprietari. Di proprietari, quindi relative proprietà o proprietari, non so. Questo è un esproprio bonario oppure andate in contenzioso?
Mettiamo in conto la domanda, vediamo se ce ne sono altre. Non vedo altre domande, quindi se intanto vogliamo, se l'architetto vuole, poi c'è anche l'assessore, immagino, che vuole intervenire, no? Inizio io, dopo ti lascio. Sì, è chiaro che quello che stiamo facendo, come dicevo all'inizio, è rendere conforme dal punto di vista urbanistico quello che in questo momento non lo è, perché nel PRG, che adesso si sta trasformando in piano degli interventi a seguito dell'approvazione del PAT, c'era questo tracciato qui non era coerente dal punto di vista urbanistico, per cui l'intervento di questa sera appunto ha come oggetto l'adeguamento cartografico, la zonazione e poi anche la posizione del vincolo preordinato all'esproprio, proprio per sistemare una situazione che dal punto di vista urbanistico non era coerente. Questo sì, c'è scritto ed è quello che stiamo votando e presentando questa sera, perché altrimenti non si potrebbe procedere su un intervento che, come lei sa perché era in amministrazione, abbiamo ereditato da voi. Quindi adesso sì, stiamo procedendo come è successo su altri interventi, per esempio uno fra tutti Sant'Augusta, mi viene da dire, dove l'intervento viene finanziato e viene portata avanti una progettazione che altrimenti andrebbe persa, insomma, ecco. Poi sulle risposte più tecniche dei mappali credo che alcuni siano nostri, però adesso verifichiamo con la dirigente. Prego. Posso? Ecco, allora, il mappale 56-57 sono i mappali su cui ricade l'area camper. C'è un piccolo problema per quanto riguarda una tettoia che sfora di circa 2 metri sul mappale 222, quindi l'unico problema è proprio questa tettoia. Abbiamo avviato qualche mese fa un confronto con Enel e per Enel era più semplice avviare una procedura di esproprio, subire un esproprio, anziché regolarizzare questo sforamento di questi 2 metri quadrati circa. E è stato convenuto con l'Enel appunto di avviare questa procedura espropriativa per quindi acquisire tutta quella parte esterna alla recinzione, una parte sia esterna alla recinzione che questa parte dove ricade la tettoia. Ripeto, queste sono aree, quelle dell'Ener, che ricadono già in verde, quindi non sono oggetto della variante urbanistica ma soltanto della modifica dell'esproprio. Invece per quanto riguarda i mappali dell'area camper, quelli sono oggetto di variante urbanistica. Okay? Invece ho dimenticato qualcosa? Non credo, no. Invece per quanto riguarda la questione dell'avvio del procedimento o comunque della procedura espropriativa, abbiamo proceduto seguendo le indicazioni del DPR 327 del 2001, che prevede, qualora ci siano più di 50 proprietari risultanti dagli atti catastali, di avviare la procedura con le pubblicazioni all'albo delle varie fasi che caratterizzano il procedimento di esproprio. Per ora abbiamo avviato soltanto la prima fase della manifestazione dell'avvio del procedimento nei confronti degli interessati, che veniva approvata la delibera adottata la delibera della variante urbanistica e dell'avvio della procedura di esproprio. Perché dalla lettura del
della documentazione delle visure catastali è emerso che molti sono morti e hanno abbandonato i terreni e altri invece sono composti anche da 15 eredi. E comunque nella complessità sono più di 50, quindi non c'erano altre possibilità di avviare la procedura. La procedura è stata avviata dando pubblicità nei giornali nazionali e anche locali e nel BUR della Regione Veneto, cosa che verrà fatta per tutte le fasi successive della procedura espropriativa. Grazie. Consigliere Posocco vuole intervenire? Replica Allora, del consigliere Posocco. Ho consegnato una misura, così si capisce bene dov'è l'area camper. Non è vero che sono 2 metri di tettoia. La recinzione va lungo la strada, quindi mappale 58-60. Quasi tutto i 2,22, a parte 2 metri che rientrano. L'area camper non riguarda 2 metri quadri, ma sono, e lo si scrive nell'allegato, sono 1300 metri quadrati che vengono espropriati ad Enel per l'area camper. Quindi diciamo le cose come stanno. Non andate su a vederlo. Caspita. Ecco, non sono 2 metri quadrati, sono 1200 metri quadrati. Allora, a me sta benissimo. Però ditelo, perché me lo tenete nascosto? Perché ce lo tenete nascosto? Seconda cosa, abbiamo detto che sono mappali interessati dalla variante urbanistica, perché i mappali 222, 329, 58, 60 e 321 e 332 non sono indicati in delibera dove sono segnati tutti gli altri mappali. Tecnicamente vorrei una risposta da questo. Sì, è un errore? Perché se è un errore li inseriamo adesso. Se non è un errore o è qualcos'altro che non riesco a capire, non sono un urbanista, non riesco a capire, però se guardi, Presidente, se inquadra l'area camper, così capiscono anche da casa, no, quella con i mappali magari, che era prima dove c'era il progetto, eccola, vede, il 57 è del comune, quello è nostro, il 222 è di Enel, il 60 è di Enel, il 222 e il 60 sono oggetto di questa delibera. Calcolate che la stradina che divide l'area camper dal lago, chiamiamola così, scende sul confine tra il mappale 60 e 327 tecnicamente. Quindi noi cioè, l'area camper non sono 2 metri quadri, guardate anche voi, no? È recintata, abbiamo anche piantato gli alberi, abbiamo fatto un bel lavoro, niente da dire. Però volevo capire perché non lo scriviamo in delibera, non riesco... Per un consigliere comunale è fastidioso vedere che quello che c'è scritto cioè quello che c'è là non corrisponde a quello che abbiamo qua in delibera. Ecco perché a capire cioè, segretario. Non capiscono, si aggiornano negli uffici perché poi non può accusare di mancata trasparenza cose che non so dove non avete la trasparenza. Se non c'è, se non abbiamo capito, cerchiamo di capire, però non ci può accusare di mancanza di trasparenza. Questo non l'accetto dal punto di vista amministrativo. Va bene, adesso andiamo a capire qual è il problema. Allora, noi stiamo provando una delibera con degli allegati in cui diciamo che sull'area camper andiamo a espropriare circa 1200 metri quadrati. Non sono 2 metri quadrati che ho sentito in questa. Ho chiesto il motivo perché non avendo niente a che fare con la pista ciclabile,
andiamo a farlo, ho detto se ci sono dei problemi e non ho avuto delle risposte. E in questo senso ho parlato di mancata di trasparenza, secondo me, perché non ho avuto delle risposte, tutto qua. Ho detto una cosa, il mappale 222, 221, 58, 60, 329, 332, che sono in parte fuori dalla recinzione e in parte dentro la recinzione dell'area camper, sono già oggetto di concessione con l'Enel e non ci sono problemi di alcun tipo. Il problema è dato soltanto dalla tettoietta, che non riusciamo ad accatastare e quindi dovremo perfezionare l'acquisto. Successivamente a questo con Enel è stato definito, vi diamo tutto il mappale, tutti i mappali, punto. Ma non è è tutto corretto, lineare, da una parte abbiamo una concessione di quelle aree per fare un'area camper, tra l'altro, e quello che è fuori sostanzialmente che dà problemi è l'edificazione della tettoietta. E espropriamo tutto, in accordo con Enel. Però di per sé non ci sono, avremo comunque una concessione, è tutto regolare, c'è la concessione in essere. No, perché non fa parte del procedimento per ora. Cioè oggi noi acquistiamo con una procedura espropriativa il 222 e andiamo a modificare la zonizzazione dell'area camper del 57 e del 222 da zona A a parcheggio. No, è scritto, fa parte della variante. Negli atti della variante c'è esattamente scritto questo, che la modifica della destinazione è da zona A a zona parcheggio. Se vuole possiamo anche ulteriormente precisarlo, però guardi, nella relazione la vigente zonizzazione di piano rilevata determina la necessità di redigere una variante urbanistica con l'inserimento in cartografia DPI dell'elemento lineare percorsi ciclabili dell'area parcheggi esistenti per l'area di 2430 metri, che prima è individuata come zona A. Adesso l'esatta identificazione tra la zonizzazione e il mappale lo possiamo anche fare e vedere puntualmente. Però, quindi, ripeto, una cosa è l'esproprio, una cosa è la zonizzazione e una cosa è lo sforamento vero che crea problemi dell'area camper, che è la tettoia dei 2 metri quadrati. Ecco, punto. Perché sono collegate alla fine, perché la pista ciclabile parte dal... Va bene, c'è un intervento del consigliere Carnelos. Sì, a dire la verità mi pare un po' bizantina la ricostruzione del consigliere Posocco. Io ho guardato gli atti e dagli atti io capisco che la variante e le relative aree da espropriare sono la necessità appunto della variante sono esattamente quelle previste nel progetto che l'amministrazione ha ereditato dalla precedente amministrazione. E per realizzare quell'intervento è necessario l'adozione della variante. Secondo me, io ho capito così, e dei 1200 metri quadri è un'altra questione. Oggi quell'area è coperta da una concessione e non è oggetto di esproprio. Almeno c'è l'accordo, diceva
vabbè, io ho capito che viene adottata la variante per poter realizzare quel chilometro di progetto che, ripeto, non ha fatto questa amministrazione, ma è la precedente. Ecco. Vabbè. Grazie consigliere. Prego. Devo dire questo, la variante urbanistica dell'area camper è da zona A e si prende atto che è un parcheggio, la fondamentale variante di questa zona, perché è vero sì la pista, però anche questa era da sistemare, da correggere. E la espropriamo in accordo con Enel, perché altrimenti non riuscivamo a sistemare la questione della tettoia. L'assessore, prego, Dus. Sì, cioè, io credo che, discorso un po' generale, quando si ereditano degli interventi sulla nostra città, si ereditano gioie e dolori. C'è da dire che stiamo sistemando una situazione ereditata che aveva delle grandi criticità. Okay? Adesso ci stiamo mettendo mano con delle difficoltà, naturalmente, perché se le cose partono bene fin dall'inizio, poi non si creano dei problemi, altrimenti bisogna, ma questo succede a tutte le amministrazioni, che si sistemino delle cose che, ripeto, hanno dei problemi, e in questo caso è quello che stiamo facendo in questo momento. Torno a dire, la conformità urbanistica non c'era e la stiamo adesso sistemando, anche perché, ripeto, è importante capire qual è l'obiettivo finale, cioè, torno a dire, valorizzare un percorso che attraversa la nostra città e che la valorizza. Dopodiché si poteva fare meglio fin dall'inizio? Sì, però non è che deve chiedere a me se si poteva farlo meglio, sì. Ma assessore, si poteva fare meglio sin dall'inizio? Sicuramente sì, ma quando si fanno queste varianti e quando si fanno queste piste ciclabili, ne abbiamo un esempio fatto dall'amministrazione illo tempore, no? Che parliamo della pista ciclabile lungo il Meschio, le problematiche, perché a quel tempo si è proceduto all'esproprio senza dare comunicazione alle proprietà e siamo, sì, una dimenticanza, solo che il proprietario si è un po' arrabbiato, no, giustamente, e siamo andati avanti 30 anni per portare a casa quel pezzettino che è stata risolta dalle amministrazioni che sono arrivate dopo. Allora qua vediamo la cosa positiva è che c'è un progetto finanziato con un finanziamento importante, ci sono delle cose da mettere a posto. Io ho chiesto appunto alla dirigente il motivo degli espropri, perché sugli espropri c'è sempre un marasma totale e quindi cerchiamo di capire, anche perché lo votiamo e vorremmo votarlo tutti con la serenità del voto, appunto è una domanda che facciamo in maniera seria, così per capire in maniera tale, anche perché, ripeto, è stata cambiata un po' la strada che, diciamo, dal progetto iniziale e quindi giustamente trovate dolori e belle cose, però insomma è una richiesta che fa il consigliere comunale cercando di capire per poter votare nella serenità con cui tutti noi dobbiamo votare. Quando si parla di espropri si parla di cose così. Sulle piste ciclabili io sono sempre stato favorevole, lo siamo tutti. Certo che quando si fanno le cose non tutte le ciambelle riescono col buco e quindi dare il colpo a quello di prima, a quello di dopo, sì, fa parte della dialettica, ma dopo 22 anni sono anche stufo. Grazie. Allora,
Sì, grazie. Mi permetta una battuta, collega Darè. Come ha detto lei, fa parte del gioco. L'importante è votare serenamente. Che poi venga da ognuna delle due parti dire no, ma voi è stato lei a tirare fuori il problema della pista ciclabile del Meschio? E quante potrebbe tirarne fuori ognuno? La provocazione, in senso buono, è venuta dal collega Posocco. Però da quanto è emerso si sta sistemando qualcosa che sbadatamente, diciamo così, non era stato sistemato ab origine. È capitato a qualsiasi amministrazione, lo sappiamo tutti avendo amministrato, lo sappiamo tutti. Però accusare di mancanza di trasparenza chi sta sistemando errori veniali che sono stati commessi precedentemente, anche no, francamente, anche no. Proprio perché chi ha amministrato sa che si può sbagliare. Sa che si può sbagliare. Che poi ognuno sa quanto grave è l'errore. Può essere una semplice dimenticanza come quella di 30 anni fa, una semplice mancanza di comunicazione, pista ciclabile del Meschio, oppure può essere un altro tipo di mancanza, di errore, di svista. Io non lo so in questo caso di cosa si trattasse. Speriamo che tutto il resto degli altri progetti sia tutto a posto, me auguro. Punto. Sì, concordo pienamente con quello che ha detto il consigliere Darè e per correttezza e onor di verità, se riesaminate con un flashback quello che ha detto l'assessore Dus, non ha rivolto alcuna, come si può dire, obiezione o rimostranza nei confronti della precedente amministrazione. Credo sotto questo profilo di non poter essere smentito perché è agli atti, anche perché a differenza mia, che un po' polemico lo sono, l'assessore Dus non lo è proprio, e anzi, come si può dire, ha tranquillamente omesso qualsiasi valutazione sul progetto che abbiamo ereditato. Se ricordate, ha detto: mettiamo a posto in modo da poter realizzare quel progetto. Questo è stato detto. Effettivamente, dire che questo è mancata trasparenza mi pare davvero un po' eccessivo, consigliere Posocco. E lo dico perché normalmente cerca di essere abbastanza anche, come si può dire, pacato. Qui invece è partito lancia in resta su un qualcosa di inesistente. Ecco, meno male che il consigliere Darè ha messo le cose a posto. Proprio perché, siccome almeno chi non è mammoletta sa cosa vuol dire amministrare, sa che amministrare è difficile, che mentre ha posto tutte le carte con le leggi, controleggi, regolamenti e controregolamenti, non è così semplice. Comprendiamo e vogliamo vedere ex post che sicuramente non è stato voluto, quegli errori, quelle dimenticanze, quelle piccole omissioni non sono state deliberate e volute, ma il frutto del voler fare. Sicuramente se non si fa nulla, non si sbaglia mai, non si hanno le critiche, si va d'accordo con tutti, ma non si risolvono problemi. Grazie. Grazie consigliere. Vedo che c'è una prenotazione di Gian Antonio Darè che avrebbe già fatto i 2 interventi, se è telegrafico. Beh, io li scrivo, 1, 2, va.
perché parlo poco e si capisce subito. Prego, prego. Che è tanto... No, è solo, scusate, allora, che il consigliere Posocco abbia... Lui ha detto nella documentazione mancavano o comunque non erano spiegate bene. Allora, cerchiamo di capire, siccome la vogliamo risolvere tutti sta storia, no? Veramente ciclovia è una via che parte da Monaco, insomma, credo che il nostro sia un territorio dei ciclisti e di chi vi parla l'ha anche fatto, tra l'altro. E quindi, ripeto, che vogliono ben tutti a sta strada. Certo che se arrivano delle documentazioni, lui è andato anche a studiarsi tutti i mappali e cerca di avere delle spiegazioni, credo che sia doveroso da parte del dirigente e dell'assessore spiegarlo. Appunto, dopo uno è stato più marcato, l'altro è stato meno marcato, insomma siamo qua per cercare di capire e per votare un problema e risolvere un problema. Grazie. Grazie. Allora, vediamo chi interviene adesso. L'assessore Di Antoni, prego. Brevissimamente, allora, è stato fatto un intervento da 1,5 milioni di euro nella Valle Pisina e questo è noto a tutti. Gran parte, diciamo, dei terreni interessati erano di proprietà dell'Enel, per cui è stata fatta una concessione quindicinale per 15 anni e che può essere prorogata di altri 15 anni. Nel fare questi lavori c'è stato l'esempio che una parte di della tettoia dell'area camper era fuori dell'area di proprietà del comune. Per poter accatastare quell'opera dobbiamo dimostrare che la proprietà comunque è del terreno del comune e questa è la procedura che abbiamo individuato questa sera, è quella di espropriare. Si poteva anche non espropriare, si poteva espropriare solo i 2 metri, però negli accordi, insomma, che ci sono stati nelle interlocuzioni, diceva il sindaco Miatto, che ci sono state con l'Enel, è venuta fuori questa possibilità. Si espropria, è un problema di poco conto dal punto di vista economico e quindi chiudiamo questo aspetto che è un problema che è emerso senza dare la causa a nessuno. Questa è la colpa a nessuno. Analogamente ci saranno altre cose da sistemare, diciamo, sempre per quest'area di intervento, che quando saranno approfondite le cose e verranno discussi poi anche con l'Enel di diversi punti, dovremo di nuovo intervenire per sistemare anche altre cose. Ma oggi non è che nascondiamo, no, mi dispiace nell'area dell'intervento PNRR, no, mi dispiace che parliate di trasparenza, cioè che cosa dobbiamo dire, oltre a dire il fatto che c'è un pezzo di questa area camper che è realizzato fuori dell'area in proprietà del comune, per poterla catastare è necessario che questo terreno sia nostro. Siccome comunque dobbiamo fare la variante urbanistica per quanto riguarda la pista ciclabile, abbiamo inserito in questa variante anche l'area camper. Per la verità, il progetto iniziale del PNRR prevedeva anche la realizzazione della pista ciclabile sull'area di proprietà dell'Enel, tra l'argine, diciamo, e il terreno. E abbiamo pensato adesso di evitare questo passaggio che poi costa anche tanto, cioè fare anche tutto il tratto, diciamo, spalle al Fadalto, diciamo, c'è la borgata che si chiama Fadalto Basso e prima della borgata c'è l'area camper, per spiegarci, no? La pista ciclabile doveva passare, diciamo, alla sinistra dell'area camper e proseguire e congiungersi fuori dell'abitato nella strada che c'era già. Perché fare un intervento costoso nell'area di altri, che non c'è solo l'Enel che è proprietario, ci sono anche altri privati, quando c'è la strada, diciamo, che attraversa la borgata, che almeno dalle esperienze così che ho sentito in giro, quando c'è una pista ciclabile importante che passa all'interno anche dei centri abitati, alla fine si rivitalizzano questi centri. Ecco, quindi l'idea era evitiamo di diciamo, tenere il vecchio percorso che aveva una serie di implicazioni anche economico pesanti, perché il costo di quell'opera là era importante perché poi dà verso il lago nell'ultima parte. E quindi abbiamo detto adesso provvederemo a cambiare, non abbiamo inserito, diciamo, qui nel progetto finanziato quel pezzo di pista lì, partiamo con il progetto
a valle della borgata e sistemiamo la cosa. Poi vedremo anche le altre cose, ce ne sono e al momento, diciamo, quando saranno definite, verranno portate all'ARNE. Sì, comunque con il mio intervento era finita nel dire che è un semplice adeguamento che poi ci saranno altre cose da vedere appena verranno definite. Grazie. Vabbè, dopo il fischio passiamo alle dichiarazioni di voto. No, se il consigliere Posocco, va bene, prego. Sì, grazie. Sì, volevo votare contro, poi l'intervento dell'assessore Dus mi farà votare, mi asterrò su questo perché comunque ha detto delle cose giuste. Il concetto è questo: parliamo di una pista ciclabile, inseriamo in una proposta di delibera un qualcosa che ci permette di sanare delle problematiche, e ce ne sono tante e lo sappiamo, che ci sono nell'area. È questo che concettualmente non mi piace, capisce? Parliamo di ciclabile, sappiamo e se parla con noi perché ci sono dei problemi da risolvere, siamo qui per risolverli insieme, perché si sbaglia noi, voi, però si risolvono insieme in un modo, per quello che ho detto, trasparente. Ragazzi, ci sono dei problemi, risolviamoli, ok? Là in quell'area ce ne sono tantissimi e ve lo hanno anche segnalato e l'assessore Dus e vice sindaco li sa, ecco. Quindi piena disponibilità a collaborare per risolvere problematiche in quell'area là, certamente, però cerchiamo di fare le cose con un po' più, come dire, non in questa maniera. Solo questo intendo dire. Ecco. Allora, quindi il mio voto sarà ringrazio l'assessore De Antoni e il vice sindaco Dus per quello che hanno detto, che concordo. Ecco, senz'altro, e ci siamo capiti. Il sindaco non l'ha capito, ma è importante che l'abbiate capito voi. Grazie. Dichiarazione di voto, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, non vedo altre dichiarazioni di voto, quindi chiudo la discussione e apro la votazione. Prego, votate, consiglieri.
votato tutti? Sì. Delibera approvata, favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3. Io non vedo lo schermo. È qui. No, non ha votato. Allora, voti? No, perché devo chiudere le cose. Un attimo. Rivotiamo tutti quanti. Apro la votazione. Prego, votate. Bene, adesso ha votato anche il consigliere Toffoli. Chiudo la votazione. La delibera approvata con favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4. Adesso c'è anche l'immediato, no? Mi sembra che non avevo letto. Sì, È scritto? Ma in realtà con la eliminiamo, non c'è motivazione. Va bene, grazie, arrivederci alla prossima consiglio. Era scritto però? Cancellato. Io.